e andiamo a chiacchierare, dai. Tutti pronti? Marondolo Carpana, aiuto. Allora, magari anche senza volume, sguardo alla partita della Lazio, onestamente glielo do. Il Genoa, il primo tempo guardicchiato, e il Genoa si è mangiato un paio di occasioni. Il Genoa è una squadra tosta. Il campionato non è finito. Benvenuti a tutti. Allora, andiamo a salutarci. Queste live di pre-partita di solito sono un po' più intime perché giustamente post partita tutti vogliono dire la loro, nel pre molti tengono il che fare ed è comprensibile, però possiamo affrontare vari argomenti, un occhio alla partita di domani, un occhio alla partita delle altre perché la classifica ci deve interessare e un occhio anche al futuro perché ovviamente bisogna parlarne, bisogna fare delle ipotesi. Niente, e andiamo un pochino a vedervi tutti. Angela, un abbraccio a te, super veloce, ci sei sempre, tu non molli, su di te abbiamo la certezza. Riccardo, che dite, me la gioco la vittoria del Napoli, difesa inedita fa la differenza domani. Più che la difesa deve fare la differenza l'attacco, deve fare la differenza il centrocampo domani, perché che sta succedendo? Vedo Marusic, vedo un macello, la spinta. Mi terrete anche aggiornati su cose delle altre squadre. Io ho una doppia sensazione per domani, perché convinto, ho letto pure le parole di Mertens, sono convinto che la sua sola presenza possa dare una spinta positiva, non lo so, sarà una cosa di romanticismo che non significa niente. Contemporaneamente il fatto che non se ne parla proprio di questa partita, il fatto che non ci sta la conferenza, il fatto che si parla troppo dell'anno prossimo senza capire che dobbiamo finire questo qua, mi dà brutte sensazioni, perché chi avrà le motivazioni maggiori, perché si parla spesso delle motivazioni nel calcio, c'è la tecnica, adopera la tecnica da sola non basta e ce ne siamo resi conto. Devi stare nella partita, non devi distrarti, devi curare i dettagli, altrimenti la partita ti sfugge di mano facilissima. E l'Empoli è una di quelle squadre, è una di quelle squadre che contro il Napoli ha sempre fatto cose così, quindi domani ci sarà la live di post partita, ci sarà la reaction, è tutto normale. Un abbraccio a Daniele, momento di confronto, di sfogo, di sportività. Grazie mille, amico mio. Benvenuto mister, dice Marco Lombardi, giustamente. E questa è una di quelle cose che possiamo dire senza sbagliare. Tu sei stato attento nel video di oggi. Chi non avesse tempo di seguire tutta la live, ho postato il video con le formazioni e vi ho parlato anche un po' di Pioli, di Pioli, che adesso tutti quanti parlano di Pioli. Virgilio, un abbraccio a te. Giampiero, anticipiamo, vabbè, siamo stati invece in orario, guardando la classifica con il quinto posto utile, perché non crederci? Ma hai ragione, amico mio, il problema, credere nel quinto posto è difficile, sono troppi punti, troppe squadre, e lo abbiamo spiegato in tempo, però lo ha detto anche Mertens, io ci credo, giustamente lui da esterno lo dice, e fa bene a dirlo, parla da tifoso Mertens. Ci devi credere o non ci devi credere, non devi avere rimpianti, ecco, non devi avere quella situazione di che se non avessi mollato in quelle 2 o 3 partite, arrivare punto a punto
perché poi è imprevedibile il finale, sempre imprevedibile il finale, veramente potrebbe essere un grosso rimpianto, quindi bisogna dare il massimo e mi devono dimostrare che stanno dando il massimo, poi dopo si tirano le somme, però l'idea che uno abbia mollato non l'accetto proprio. E ve l'ho spiegato anche nel video di oggi, tutta la situazione potrebbe essercene addirittura una in più. Noi non dobbiamo pensare a questo, ma dobbiamo pensare che probabilmente in conference ci arrivi, e quindi se ci arrivi in conference fai lo sforzo assoluto. Guarda l'Europa League com'è bella, ma chi si permette di considerare le coppette, queste cose qua? Sono belle, sono trofei, sono momenti internazionali di crescita, di esperienza che il Napoli deve assolutamente fare, non esiste. Mia previsione: Conte va al Milan, previsione che posso anche condividere, bisogna capire quali sono le possibilità del Milan. Credo che Pioli abbia un altro anno di contratto, però tutti quanti stanno dicendo che il ciclo è oramai finito, probabilmente Ibra vuole cambiare aria, vuole far cambiare aria nell'ambiente Milan. Vediamo, secondo me se Conte ha da scegliere tra Milan e Napoli, credo che sceglie la terza sorella. È stato alla Juve, è stato all'Inter, vediamo che fa la terza sorella. Avrebbe più senso, anche se anche lì bisogna andare sul mercato, eccetera, eccetera. Però come blasone, come possibilità, non ci possiamo paragonare onestamente. Un Napoli che avesse confermato quello che ha fatto di buono l'anno scorso, sì, te la giochi e può essere un'iniziativa, può essere una sfida importante. Il Napoli che scivola come ha fatto quest'anno è meno appetibile. Secondo me dobbiamo essere proprio onesti, senza prenderci collera più di tanto. Ciao Francesco, il link per entrare in live più tardi, voglio leggere il più domande possibili, dopodiché lanciamo il link prima nel gruppo Telegram, nel canale Telegram che trovate in descrizione, e poi vediamo anche di aprire a tutti quelli che sono in chat. Un abbraccio complex, grazie mille per tutta la vostra presenza. Io sono in diretta dalla fermata dell'autobus, mettete i like, fa bene Tore Falanga a ricordarmelo e a ricordarvelo. C'erano 34 like preventivi, molto carini, cute, very very cute. Possiamo fare di meglio, possiamo già arrivare intorno ai 50-60. Fatemi sapere quanti ce ne sono per sfizio mio. Buonasera Vincenzo, buonasera Bra. Ma quanto è bello beccarsi la live appena salito in macchina dopo il che fare. Fa piacere, amico mio. Non guardare, ma ascolta. Io leggo tutto e spero di farti compagnia. Buon pomeriggio Filippo, strano che non si sia fatto ancora il nome di Gilardino. Non si è fatto, aspetta, spendi quello che sta in panchina con l'Empoli. Dai tempo al tempo che uscirà anche quello. Gilardino mi pare si sia fatto il nome per il Bologna. Il Bologna in questo momento è una squadra un po' più appetibile del Napoli, cioè rendiamoci conto, no? Sul lungo magari no, perché la piazza di Napoli è importante, però se il Bologna molla Thiago Motta che va alla Juve, perché di questo si parla e sono quasi sicuri tutti, il Bologna è una squadra che molto probabilmente fa la Champions League, cioè quasi sicuro che faccia la Champions League. Non so quanto smantelleranno la squadra. La squadra che va in Champions non puoi smantellare più di tanto, ed è una squadra che gioca a calcio, abituata adesso, che vorrà mantenere un profilo alto di bel gioco, di idee, e quindi un allenatore a cui viene proposto il Bologna secondo me ci pensa, e quindi Gilardino è una di quelle opzioni secondo me anche per il Bologna. Italiano stesso, se si trovasse al bivio Napoli o Bologna, potrebbe anche pensare, visto che comunque è un allenatore molto giovane, di fare un passaggio al Bologna, fa l'esperienza della Champions e poi approda una squadra un po' più grande. Capite quando io vi dico, se Pioli arriva, pigli è oro colato, perché va a finire che si occupano le caselle e diventa difficile. Rimani col cerino in mano, Montella, Mancini, Capri di nostra proprietà farà rete Caprile
farà rete inviolata e parerà il rigore a Politano. Questa segnatevela, fate il clip della cosa perché Floyd la dice e lo tira Politano. Poi ha segnato, chi ha segnato? Luis Alberto, che indica lo stemma della Lazio. Polemico Luis Alberto. Allora Adolfo, perché non gioca neanche domani Nathan? Dimmi la tua per cortesia, te lo spiego subito. Io l'unica cosa che mi sono permesso di dire, perché non l'ho sentito da nessuna parte, è che avrebbe una possibilità Nathan di giocare terzino sinistro al posto di Mazzocchi, perché Nathan terzino sinistro ci nasce, perché poi nel Bragantino faceva bene o male il terzo, il braccetto di sinistra, e quindi non è proprio un centrale. Ed evidentemente il gol di Luis Alberto, sto vedendo, Kamada è riuscito a fare l'assist, almeno Kamada. Brutta partita di Kamada, tanti errori, però è arrivato il gol di Luis Alberto. Non bene per noi. Non gioca Nathan perché credo che Calzona abbia fatto una scelta, si fida di Juan Jesus, gli garantisce più esperienza, e la stagione, dato che Calzona non ha quella cosa di dire io devo capire anche per l'anno prossimo, perché Calzona fa il suo lavoro fino all'ultima giornata e poi ci lascia, quindi non ha nemmeno l'intenzione di valutare per il futuro. Non lo so se il Napoli gliel'ha chiesto, facci vedere un pochino i nuovi, questo lo scopriremo, dato che non abbiamo conferenze dobbiamo inventarcela la cosa. Però io mi sento di dire che la coppia Nathan-Ostigard non funzionò neanche malissimo all'epoca con Garcia, quindi si potrebbe chiedere, si potrebbe fare. Sai cosa ti può dare e cosa non ti può dare Juan Jesus. Su Nathan no, Nathan deve crescere, deve fare esperienza, quindi capisco la voglia di vederlo, capisco Calzona che si affida a chi ha più esperienza perché non tiene niente tanto da vedere per il futuro. Buonasera e buona conferenza fluida a tutti. Giorgio, anche la difesa deve fare la sua parte senza dubbio. Benvenuto Mister X, dice Nicola. Valerio, ti faccio un nome molto particolare per la partita che non è stato ancora fatto, con Seisao. Ah, non per la partita, per la panchina. E Danilo, con Seisao sarebbe un ritorno. Ricordiamo che Simballe è saltato con Seisao. Era il periodo di Spalletti, se non sbaglio, cioè quando ancora non si sapeva della certezza di Spalletti, che si parlava di Conceição, perché se ne è parlato all'epoca di Conceição e lo stavamo anche studiando, e secondo me è un allenatore che è un profilo interessante. Dobbiamo capire se De Laurentiis si vuole riaffidare a un profilo straniero o no, perché probabilmente starà ragionando anche su questo, visto che De Laurentiis ragiona diversamente, più che analizzare che tipo di allenatore è sul campo, fa questi colloqui, deve capire la persona, se si prendono anche a livello caratteriale, e con Garcia un po' tutto è fallito, però sicuramente questo è un nome che può riuscire, ritornare. Buonasera, manca poco al Golgota, la Via Crucis sta per finire, dice Giuseppe. Buonasera Davide. Emanuele Schettini, se ci pensi, le due squadre che possono arrivare quinta, Roma e Atalanta, sono entrambe impegnate in Europa, in più hanno calendari non così semplici. Forza Napoli, benvenuto mister, senza dubbio. Sì, i calendari non sono semplici, però anche noi dobbiamo incontrare, cioè non sono semplici proprio perché dovrebbero incontrare anche noi. Il problema, ragazzi, è che la Roma mi sembra più in fiducia, mi sembra che gioca bene, che hanno fatto un salto di qualità nel passaggio da Mourinho a De Rossi pazzesco. E il Bologna ha tanti punti di vantaggio, ma proprio tanti punti di vantaggio rispetto a noi, penso siano 10, e non li recuperi, devono proprio crollare, potrebbero lasciare qualche punto per strada, però comunque hanno una continuità e hanno una certezza sulle ali di un entusiasmo di una stagione straordinaria, vogliono dare il massimo finché non se ne va Motta sicuramente. Il problema è che il Napoli non garantisce, abbiamo avuto così tante occasioni per racimolare punti, per rosicchiare punti all'avversario, e siamo venuti meno nei momenti cruciali. Purtroppo il Napoli ha avuto tante occasioni, con tutti i cambi di allenatore, un po' la reazione, un po' no, un po'... I bambini come urlano, i bambini, è una roba incredibile.
Come lo vedresti Montella, allenatore del Napoli, è uscito oggi, e lo so che è uscito oggi, Angelo, ne abbiamo parlato, fuori dai giochi, dai giri, le occasioni sue in Italia l'ha avuto, non lo so, onestamente non mi convince tantissimo, un po' fuori dagli standard del calcio importante, non mi convince tanto come nome, non mi convince tantissimo. Buonasera Maurizio, ma Fabio Cannavaro verrebbe anche a piedi, verrebbe subito, lo ripete ad ogni possibilità che ha di parlare. Non so quanto la società sia convinta però di Cannavaro, perché avrebbe avuto la possibilità anche quando poi hanno chiamato Mazzarri, quando hanno chiamato Calzona, cioè hai preferito Mazzarri, padre di famiglia che doveva traghettare, una cosa incredibile, e non hai preferito Cannavaro. Quando poi hai dovuto far fuori anche Mazzarri, hai preferito prendere uno che ha l'impegno con la nazionale, quindi alcune partite non poteva allenare, se n'è dovuto andare così, piuttosto che prendere Fabio Cannavaro. Quindi la vedo proprio difficile che De Laurentiis faccia questa scelta di Cannavaro. Secondo me non lo convince assolutamente il profilo. Perché non facciamo come la Roma se non venisse con un Cannavaro? Esatto, ne stavamo proprio parlando, che conosce l'ambiente e vuole nostra squadra, però come dici tu gli facciamo un bel contratto lungo e lo sosteniamo. Sono d'accordo sul finale, ma questo vale per tutti: contratto lungo, sostenere, società forte, progetto chiaro, si parla tutti insieme, non si fanno decisioni in solitudine. Sì, ti ho detto, secondo me De Laurentiis non è assolutamente convinto del profilo. Conosce l'ambiente e non basta, l'abbiamo visto, perché pure Mazzarri conosce l'ambiente, oppure io lo conosco l'ambiente, tutti noi conosciamo l'ambiente. Il paragone con De Rossi sì, ma anche no, perché De Rossi molto molto dentro l'ambiente Roma, perché ci ha giocato tutta la sua carriera, poi ha fatto le sue poche esperienze come allenatore, poche esperienze anche Cannavaro, però Cannavaro non è stato giocatore del Napoli a lungo, ci abbiamo dovuto rinunciare subito, quindi sono comparabili perché sono due figure importanti a livello nazionale, internazionale per quanto riguarda Cannavaro, però Cannavaro non è stato giocatore del Napoli con vice capitano, il famoso capitano futuro, quindi sotto questo punto di vista ci sono delle differenze. Certo che De Rossi ha avuto un impatto pazzesco e quindi capisco la richiesta, la fantasia. Non credi che la scelta sia ovvia? Italiano, nostro promesso sposo da 3 anni. Sì, è la scelta più plausibile tra tutte quelle che abbiamo spiegato, è la più plausibile. Spesso De Laurentiis però la scelta più plausibile non la porta fino in fondo, perché spesso abbiamo avuto i colpi di scena, uno è convinto e poi alla fine lui vira su un'altra decisione. Vediamo cosa succede nel finale, perché la Fiorentina si deve giocare delle opportunità tra la Conference e la Coppa Italia, quindi dobbiamo vedere. Probabilmente un percorso netto di Italiano negli occhi di De Laurentiis sarebbe anche più di buono auspicio e meglio da presentare alla piazza rispetto a un Pioli che in questo momento è già Pioli out. Quindi sotto questo punto di vista, vi ripeto, per quanto riguarda Italiano, è uno che mi convince anche a livello di idee di gioco, deve smussare delle cose, non deve essere troppo testardo. Ho solo paura dell'ambiente, perché essendo uno molto molto innamorato delle sue idee, conosco l'ambiente Napoli e ho paura che avrebbe una parte della stampa in maniera molto ostile contro di lui, e là deve essere potente la società. Ma se non viene da 3 anni qualcosa vorrà dire. Ma lui era sotto contratto, poi secondo me la Fiorentina è un ottimo passaggio di una squadra che ha un progetto che lentamente cresce, che si mantiene a livelli medi. Nel frattempo hanno fatto i loro investimenti con il Viola Park, tutta una serie di iniziative. Secondo me si può crescere in quell'ambiente. Poi per fare un salto di qualità, per poter competere, la Fiorentina non è una sorella, ecco, se la deve giocare con quelle là che possono sbagliare la stagione e non andare sempre in Conference, ma andare magari una volta in Europa League, una volta fai la grande stagione e arrivi quarta, però serve anche un po' di mercato fatto un po' meglio lì.
Al Milan Sarri come lo vedete? Non è male come idea, anche se temo che Sarri sia un po' a fine sua carriera, voglio dire, era uno di quelli modernissimi per il suo approccio al calcio e ci ha fatto vedere cose pazzesche quando non le faceva nessuno, però nel frattempo hanno preso le misure al suo calcio e non è questione di avere i giocatori, perché faceva quel calcio Sarri con l'Empoli e lo ha fatto col Napoli, giocatori un po' più grossi, difficili da convincere con il Chelsea, poi lui stesso si è un po' più ammorbidito, ha trovato delle vie di mezzo che non sempre hanno funzionato, come alla Juve, come alla Lazio, secondo me un po' a fine carriera, però è una accoppiata interessante, è affascinante, ecco, anche da tifoso esterno è un nome, è una coppia di nomi che stuzzica la fantasia. Io non credo a Conte, ma lui stesso l'anno scorso in un'intervista disse che Napoli e Roma sarebbero stati grandi sfide, grandi piazze calde, tolta la Roma, che la scelta sia tra noi e il Milan. Non basta, Vince, non basta che lui abbia detto la piazza, perché sì, la piazza sì, ma lui ha anche detto, mentre la piazza, che deve essere un progetto per vincere e non per partecipare. Non basta tutto questo. Se tu sei convinto solo per la piazza, allora vieni a metà, vieni anche quando ti chiama al posto prima di Mazzarri. Ah, la piazza, vado a fare, odiano tutti Garcia, vado a fare quello là che diventa il capopopolo, così. Non basta. Conte va se ha delle garanzie che gli fai un grande mercato, se ha delle garanzie che si lotta per il vertice, altrimenti se c'è il dubbio che, al di là dell'ingaggio pazzesco che gli dovresti dare, ma se c'è il dubbio che la squadra non la fai, non viene. Cioè, Milan prima sicuramente, tolta la Roma va bene, ma ci saranno altre opportunità e se non ci sono potrebbe anche rimanere a piedi, voglio dire, non è gente che ha bisogno di una panchina a tutti i costi, prendono la panchina dove non mettono in pericolo la propria reputazione, il proprio no. Palma Forino, complimenti, riesci a essere simpatico e professionale mantenendo l'attenzione sempre alta, un piacere seguirti, forza Nocerina, grazie. Palma Forino, non so se amico o amica, non so se è un nome femminile o maschile, non ho idea, ma grazie mille, facciamo il possibile. Chi è l'agente d'italiano? Ramadani, forse questo può essere il motivo per cui non viene. Questo è la questione degli agenti. È interessante e va tenuta presente, perché ci sono alcuni con cui De Laurentiis fa affari più continuatamente e altri con cui non ci si può più avvicinare, quindi quello potrebbe essere un ostacolo. Vedi, pensare quadrimensionalmente è così che si fa. Mentre bevo dovremmo arrivare a 100 like, vedete un pochino se vi trovate. Secondo me sì, Rineo, la qualificazione all'Europa, alla Conference potrebbe condizionare, secondo me sì, ci sono. Io, nonostante, voglio dire, Conte, ok, non è un uomo di coppa, Conte si concede, campionato è un martello, poi le coppe non sempre gli è andata benissimo, però non andare in Conference, non andare in Europa potrebbe significare avere una squadra più scarsa, perché tu dici c'ho meno impegni, non devo avere questa grande panchina. E io, quando facciamo il discorso della rosa, perché lo stiamo affrontando più o meno in tutti i video, perché è inevitabile parlare di quello che si deve fare sul mercato, ricordiamo di quelli che tornano e ricordiamo che se non li riesci a piazzare si occupano le liste, e quindi te li devi tenere uno tra Zerbin, Gaetano, Foloruscio, o forse anche due di questi qua. Dovrebbe tornare Popovic. Ecco, noi facciamo tanti nomi su Dakov per il centrocampo, nomi Hermoso per la difesa e tutti questi nomi fantasiosi. Adesso è uscita la notizia che Nacho del Real Madrid ha fatto sapere che non vuole continuare l'anno prossimo. Subito il Napoli potrebbe, ma Nacho non viene al Napoli, al di là dell'età, al di là dell'ingaggio che vuole e che vorrebbe. Quelle sono operazioni alla Juve, operazioni alla Inter, che vanno a prendere il parametro zero a fine carriera, si fa un anno o due
non hanno il problema o il pensiero di doverlo rivendere, si prendono l'esperienza e il finale. Il Napoli no, il Napoli, ed è anche condivisibile, il Napoli prende il giocatore che sta per esplodere, quindi se esplode, perché se esplode voto 10, se esplode c'è il giocatore nel meglio della tua carriera, lo sfrutti finché poi non lo vendi al massimo possibile. Attenzione alla Lazio, ancora un tiro ribattuto. E quindi sì, non andare in Europa significherebbe secondo me puntare su una squadra un po' più scarsa, e se punti su una squadra un po' più scarsa proprio come organico, secondo me uno come Conte accetta, si prende i soldi e poi si fa di mezzo, comincia a sparare a zero finché non lo devi cacciare. La vedo così. Anche alla Fiorentina è stato associato Girardino senza dubbio, come Palladino, come Sarri per la Fiorentina. Quindi vedete che ci sono dei nomi che girano un po' per tutti, poi si dovranno occupare le caselle. Ecco perché io spero che escono i nomi, si devono riempire i giornali, ma spero che in qualche modo De Laurentiis con Manna, se è Manna effettivamente, se è lui che deve prendere questa decisione, abbia già scelto e abbia già il nome. Magari non esce perché non esce, per motivi che non lo so, per fare le scommesse, per tutta una serie di motivi che non sappiamo. Sarebbe bello già saperlo, però secondo me il candidato deve già essere stato allertato e deve già star studiando il Napoli, perché la forza poi di Spalletti è stata anche questa: contattato a gennaio, dice di no a gennaio, però già comincia a studiare dentro e fuori il Napoli e arriva molto preparato. Quindi la speranza di Conte è quella. Io ti ho detto di no a gennaio, però con la promessa che magari a bocce ferme vengo, però mi devi fare la squadra, perché se Conte l'ha studiata questa squadra nel profondo come l'abbiamo studiata noi, sa benissimo che un Anghissà magari uno lo riesce a far, lo rivolta come un calzino e lo fa performare, ma tutti quelli che stanno underperformando possono ritornare a quei livelli incredibili, o è stato un momento magico che non si può ripetere più? Spendi. La live per le buone, caro Valentino, assolutamente sì, e l'abbiamo annunciata. Mi era stata una richiesta nel gruppo degli abbonati, io l'ho accolta e l'ho annunciata anche nel video di oggi. Io credo che con Giuntoli noi eravamo 2 passi avanti a tutti nel mercato, ma su tutti gli aspetti della direzione sportiva. Come si corregge questo? Io non credo che un junior sia una soluzione. Se per junior intendi Manna, lo capisco, più che altro Manna, essendo under 23, venendo dalla Juventus under 23, è tutto un altro tipo di lavoro, un po' come quello che possiamo dire per Calzona, che ci ha fatto vedere delle cose superiori a Mazzarri e anche a Garcia, però anche lì prima esperienza da allenatore in prima di una squadra di club, e forse qualcosina a livello di esperienza l'ha pagata anche lui, la gestione delle sostituzioni, magari la gestione della rosa, che mi sembra un po' troppo legata a dei concetti, e li paghi, queste cose qua le paghi. Ecco perché io poi tra i vari nomi, se mi dite scegli Pioli, io scelgo Pioli per un po' di esperienza in più. Non devi essere vecchio, andato, decrepito, sicuramente no, però un po' di esperienza io me la tengo stretta. E quindi non sono convinto, sono d'accordo con te, non sono convintissimo che Manna viene ed è già una figura come Giuntoli. Giuntoli la sua figura se l'è creata nel tempo, è venuto tra lo scetticismo generale, poi è uno che nell'ambiente del calcio conosciutissimo, che sapeva come è, e poi si è imposto con la sua presenza, e sarà importante vedere come era presente anche negli spogliatori. Manna potrà diventarlo magari in futuro, ma non subito, è difficile. Credi ci sarà una rivoluzione con gli addetti dei big? È difficile. Il big che devi immaginare che vada via è sicuramente Osimhen. Potrebbe andare via un altro. Tutti quanti hanno paura dell'addio di Lobotka. Io temo che potrebbe avere mercato anche Anghissà, perché Anghissà ha dimostrato le sue potenzialità. Non sempre le mette in campo, però magari se cambia aria con un nuovo allenatore, con una nuova società alle spalle, magari performa alla grande con un po' più di continuità. Quindi occhio secondo me ad Anghissà. Gli altri secondo me hanno poco mercato, non riesco a vedere
grandi offerte per i vari Rachmani, per i vari Ossi, qualche offerta arriverà, ma è difficile per quelli là che hanno rinnovato il contratto, tipo Mario Rui, Lorenzo Politano, è difficile che arrivino secondo me grandi offerte, quindi mi piacerebbe anche una rivoluzione, cambiarne tanti. Uccellini, però non sarà facile farlo, e ricordiamo che ti tornano i giovani, quindi devi piazzare anche quelli. Attenzione, il cross, niente vicino al cross, che fallo sul portiere per il Genoa. Alla fine arriva Pirlo, scommetto, mamma mia, è un altro nome che può uscire tranquillamente, sicuramente. Dicesti che Italiano deve fare ancora esperienza, io non sono molto d'accordo, in quanto secondo me con i calciatori che ha fatto un miracolo. Sì, questa storia dei calciatori io la voglio analizzare bene. Per me non sono poi così scarsi i giocatori della Fiorentina, non sono giocatori che ti possono garantire una qualificazione al quarto, diciamo un quarto posto in campionato, ci sono giocatori più forti, però li ha tenuti sul pezzo. Quello che mi piace l'italiano è questo, è che non avendo una gestione fissa degli 11 titolarissimi li tiene un po' sul pezzo tutti quanti. Significa anche forse un pochino che sono tutti sullo stesso livello, cioè la Fiorentina non ha 11 giocatori un po' più forti della panchina. È qua che mi interessa l'analisi, cioè quelli che sono in panchina sono più o meno equivalenti a quelli che vanno in campo più spesso. Ecco perché si dice questa cosa qua. È un livello medio, ogni tanto Biraghi fa la grande prestazione, però se chiedi al tifoso della Fiorentina, Biraghi non è buono, i cross non sa fare i cross. Ognuno ha la sua opinione dei giocatori propri, perché li conoscono più attentamente, ovviamente. Arthur, per esempio, bene con la Fiorentina, sarebbe un Vice Lobotka fantastico. Milenkovic già convince un po' di meno. Terracciano, ottimo portiere. Martinez Quarta, un difensore che accende la fantasia. Dodò sulla fascia destra, mica male. Poi quando si è infortunato, Coyote è uno interessante. In attacco sono carenti, perché Zola male, Beltran così e così. Poi è arrivato Belotti, ancora non ha avuto un impatto pazzesco. Hanno il Nico Gonzalez, che però ogni tanto ti viene meno. A sinistra si alterna quel Sottil, insomma, Bonaventura bene, però in là con gli anni. Come vedete è una squadra che va valutata di volta in volta. Ciao Roberto, Mia Pioli ieri è stato un disastro, spero che a Napoli non viene. Gamer, questo è un ottimo messaggio, sai perché? Perché mi fa dire questa cosa, che deve essere un discorso generale. È vero che Pioli è stato un disastro e non lo posso certo difendere rispetto alla partita di ieri, ma non dobbiamo oramai questo è diventato l'andazzo. Una partita sbagliata, opinione definitiva su un allenatore o su un giocatore, opinione pietra tombale. Dobbiamo smetterla di ragionare così, dobbiamo valutare sul complessivo, dobbiamo valutare sul percorso, sulle possibilità. La partita si può anche sbagliare, esiste anche la sfortuna, esiste la giornata storta, esiste l'arbitraggio che non ti va bene, esistono molte cose. Dare un giudizio definitivo per una partita o per un momento di partita diventa grave. Guardate Leao ieri, io con Leao ho questo rapporto particolare. Giocatore indolente, giocatore fortissimo, di grande talento, accelerazione come pochi al mondo. Ieri fa lo scatto che quel cartellino rosso forse con un altro DNA poteva essere anche cartellino giallo, fallo da dietro in ritardo, così. Però potenzialmente decisivo, perché ti mette in condizione di recuperare la partita. Mette il cross che poi fa segnare Gabbia, quindi così, però sbaglia tanti dribbling, sbaglia tanti appoggi, quindi all'interno della stessa partita Leao disastroso, scrivono i giornali, però io vi dico anche Leao è l'unico che ha fatto qualcosa. Quindi si sta andando verso questo modo di ragionare il calcio, di raccontare il calcio. Una partita uguale opinione che non cambia più. Ogni volta che De Zerbi fa una grande goleata, De Zerbi prende 4 gol, perde la partita, De Zerbi non è proprio così. Idem per Italiano, idem per Pio.
insomma, il percorso deve essere lungo e bisogna dare ai professionisti anche il tempo di organizzarsi, perché altrimenti rischiamo. Ecco, questo è il rischio più grande di questa stagione: diventare insofferenti e abituarci all'idea che sbagli 2 partite, Garcia out subito, Mazzarri malissimo, subito out, prima che vi calzona, pure ho sentito, deve cacciarlo subito, arriva il quarto allenatore. Se andiamo verso questo andazzo diventiamo gli Zamparini della situazione. Senza continuità non si va da nessuna parte. Serve la continuità per far diventare Gasperini Gasperini. Deve fare i suoi errori, deve prendere le sue capate, deve essere libero di bloccare un giocatore, di non farlo giocare anche quando la piazza non lo vuole. Vedete il caso Gomez, lui va avanti per la sua strada e si toglie delle soddisfazioni. La pazienza nel calcio alle volte paga. Vedi cosa risponde a Guardiola il presidente del Manchester City quando perdono l'occasione, insomma, del triplete l'anno successo della Champions, l'anno precedente. Dice: non ti preoccupare non ti preoccupare, se non è arrivato quest'anno arriva l'anno prossimo, con la tranquillità, con la fiducia, tu sei il migliore, mi fido di te, non è arrivato quest'anno, arriva un'altra. C'hai un lungo percorso per organizzarti. Che ti serve? Forse ti serve la punta, ti prendo la migliore punta che ci sta, che è Holland, eccetera eccetera. Ti serve qualche altro ricambio? C'è un triplom, ti prendo Doku, mantieni Foden, quell'altro possiamo andare via. Ovviamente non abbiamo le possibilità del Manchester City, ma come concetto lo puoi fare in piccolo. Ufficiale: Don Raffaele, nuovo allenatore del Napoli, contratto di 2 anni, più possibile rinnovo di un ulteriore anno a favore della società, ragionamento del 75% delle preghiere per noi. Ha segnato la Lazio. Allora, Federico, questo è un messaggio di 20 minuti fa. Pensate come sono lento perché pensavo fossero di meno, allora potevo leggere tutti. Comincio ad andare un po' più veloce. Buonasera, voglio vincere la conference così facciamo tante conferenze. Viva le vittorie qualsiasi esse sia. Ci piace tantissimo Pier Davide. Nathan non gioca perché è esploso. Facciamo una grande sta ADL dimostrare l'anno prossimo rimettendo le persone giuste nel suo ruolo. Sei l'unico che pensa alla coppia Nathan forse la migliore della stagione. Non lo so se sono l'unico, però è un dato di fatto nelle analisi che abbiamo fatto. Non andavano malissimo. Non sono dei fini dicitori in impostazione, però in quel periodo mi sono piaciuti più di Rachmani, che ha fatto una stagione onestamente deludente, e Juan Jesus, che secondo me ha fatto anche una stagione positiva, però con degli errori gravi qua e là, che vista l'età, visto la non abitudine oramai a giocare titolare, ci stanno. Ufficiale, ok, ma perché? Proprio perché non abbiamo niente da perdere, io l'avrei schierato. Si parla sempre di nada. Vale, Montella e Fonseca sono nomi inventati oppure ADL ci sta pensando? Secondo me Fonseca più di Montella. Secondo me Fonseca è un profilo che ADL considera. Montella secondo me molto meno in questo momento. Tifo Napoli a Empoli, grande Nicolas. Spero tu possa andare allo stadio. Buonasera Alessandro, devo andare molto veloce, devo recuperare. Montella come Garcia fa tanto 2013-2014, l'algoritmo si è impallato, è vero. L'unico che prenderei tra fattibili è Gasp, certo non proprio amato, però meglio gli allenatori che magari non hanno l'ultima possibilità di vincere dare il 100% per noi, come Luciano. Discorso interessante, non uno che ha già vinto, è qualcuno che viene a Napoli e vuole vincere per se stesso anche. Secondo me è un discorso interessante. È finita nel frattempo la partita a Genoa e la Lazio 3 punti pesanti contro Gilardino. Mi piace questo discorso, però ripeto, anche al Gasp devi dare il tempo, soprattutto al Gasp devi dare il tempo, anche perché dovrebbe cambiare completamente la mentalità della squadra. Chi è Crisantemo? Non sia mai Fonseca del Lille, bistrattato all'epoca, sta facendo un lavorone a Lille. Sì. Ciao Angela, Cesc, Fabregas, non so Fabregas dove sta in questo momento, non ho idea. Come Garcia Montella, nuovo allenatore, già scritto prepariamoci per un'altra stagione da paura. L'unico che prenderei fattibile è il Gasp, l'abbiamo letto, ha segnato pure la Lazio, ma mi sto proprio indietrissimo, ufficiale, vabbè, non ripetete i messaggi, vi becco tutti.
Non ci abbandona, no, è che abbandono, Angela. Già mi sento in colpa che ogni tanto esce un video ogni 2 giorni. Si dovrà parlare molto di mercato, ci saranno notizie da commentare, notizie da smentire, non ti preoccupare. Fonseca sarebbe un Garcia 2.0 perché un ex Roma potrebbe avere senso sotto questo punto di vista. Fonseca più dentro, un po' più dentro il calcio moderno rispetto a Garcia, secondo me. Dicono che Manna sia già al lavoro, ma non è strano, non è stato neanche annunciato, lavoro come agente segreto, ma infatti no, secondo me sta già al lavoro, mi sembra una butade. Chi non ha preso Cannavaro, grandi sventure quest'anno, Napoli e Bari. Ma siamo sicuri che Mano è nuovo? Perché ho dei dubbi. Purtroppo dopo Garcia, per aspetto di tutto, dubito che i figli o chi abbia vicino abbia convinto ADL a cambiare. L'unica cosa positiva è il DS già prenotato. Ti piacerebbe Palladino? Tanto, Federico. Palladino mi piace tantissimo. Io ho paura non dell'allenatore ma del mercato, ed ha molto senso la tua paura. Confermo che con Cesaro una lista dei papabili nell'anno dell'arrivo di Spalletti. Esatto, Alessandro, grazie per la conferma. Facciamo i serio, Cannavaro anche in Cina ha fatto male. Tempo della formazione, dopo te lo recuperi Angelo il video della formazione. Cannavaro lo dovevi prendere adesso, invece Calzona, per farlo approcciare alla realtà invece di Calzona del Napoli, in modo da mettere le basi. Ci sta come discorso. Italiano va a Bologna, se Motta va alla Juve, e lo abbiamo detto. Poiché Cannavaro vuole solo il Napoli, pasticci, neanche una squadra di Serie B, Serie A, ci sarà un motivo. Non tutti gli eroi di quell'Italia o in generale gli ex calciatori poi funzionano come allenatori. Se voi pensate quanto era forte ed impattante Inzaghi Filippo come giocatore, molto meno forte, molto meno impattante Simone Inzaghi come allenatore diventa l'allenatore che è. Filippo Inzaghi invece arranca come allenatore, quindi non è un'equazione logica. Xabi Alonso, grandissimo giocatore, grandissimo anche allenatore, quindi non è sempre una continuità logica. Solo io resto male quando Roma Atalanta se la giocano fino alla fine per l'Europa League, e il Napoli quando no, non ci resti male solo tu, anche io ci resto malissimo. Buonasera, secondo me il male è che si insiste sui soliti e non osano sui giovani, ossia i nuovi acquisti. Se parli, Guglielmo, se parli della formazione, io sono d'accordo, anche io vorrei vedere Lindstrom in campo. Oddio, Traoré e Dendoncker oramai, visto che pare sia stato deciso che non li devi riscattare, non mi interessa neanche vederli più di tanto. Però almeno vedere Lindstrom, vedere lo stesso Cajuste, perché oramai sappiamo cosa ti può dare a chissà. Vedere Cajuste, vedere Nathan, vedere Cammello, mi farebbe piacere, però non credo che la pensi così. Calzona, non credi sia dannoso che per il giornalismo locale dare per certo Conte con il rischio? Assolutamente, è proprio quello che sta succedendo, Gio. Rischio di distruggere l'entusiasmo in casa non vada in porta. Assolutamente. È un errore che stanno facendo un po' i tifosi e un po' tutti quelli che, se non parlano di Conte, non hanno un click, perché l'unica opportunità che hanno per ricevere un'interazione è parlare di Conte. Conte si avvicina, Conte ad un passo, Conte diminuisce, Conte risale, eccetera, eccetera. Se non si parla di Conte non succede niente, e quindi si sta creando questa aspettativa. E se andate a leggere sotto tutti i post social del Napoli, su X, su Instagram, eccetera, eccetera, i tifosi sono fissatissimi: o mi porti a questo o è fallimento, oppure appicciamo tutto, e quindi nessun'altra operazione convincerà il tifoso medio, quello là che oramai si è convinto che Conte è l'unico allenatore al mondo. È male, è malissimo, e quindi bisognava evitare tutto ciò. Possiamo parlare dell'episodio italiano con la giornalista di Sky? Davide, io l'ho visto, poi sto leggendo, no, ma quelli gli sta solo dicendo una cosa, sembra un bacio, sembra onestamente un bacio, però non lo so, credo che sia la giornalista sia impegnata con compagnoni, non so bene i dettagli del gossip, ma anche Italiano dovrebbe avere una moglie, quindi al di là di tutto un bacio o una confidenza, c'è dell'intimo lì, ed è stato un momento molto divertente, un po' scabroso. Il salto lo farebbe andando al Bologna che fa la Champions, esatto. Serena, ciao Valerio, ciao a tutti. Tra i nomi fatti preferisco Italiano, ma se prendessimo uno di cui non si è ancora parlato, è una possibilità che io
mantengo apertissima serie, perché è così che di solito fa De Laurentiis, a volte lo fa anche di proposito, può essere anche una sua cosa scaramantica, si parla di quelli, ok, li tolgo tutti quelli di cui si parla e metto il nome a sorpresa, così posso anche dire vi ho portato a spasso, i giornalisti non capiscono niente. È uno sfizio che ha De Laurentiis, poi che funzioni o meno lo scopriremo. Italiano maschio alfa, piacerebbe Paladino, sì, l'abbiamo detto. Milan va Lopeteghi, se ne è parlato. Ma Mazzocchi avrà i 90 minuti nelle gambe, potrebbe anche far entrare Nathan sul finale, secondo te? Sì, Angela, assolutamente sì, perché poi quelli sono rimasti. Il Napoli convoca anche Davino in difesa, proprio perché siamo in grossa emergenza. Io la tengo aperta la possibilità di Nathan terzino sinistro. Onesto, non perché io abbia la fissa, perché Mazzocchi non mi fa impazzire. Non so cosa ne ha pensato Calzona, non possiamo saperne niente. Però per me 60 Mazzocchi, 40 Nathan, semplicemente perché Nathan ti serve anche come eventuale centrale se dovesse succedere qualcosa con Jesus a Ostigard, non avendo Rachmani. E Juan Jesus viene da un problemino, quindi ti devi tenere il centrale in panchina. Ma per me è 40-60, cioè esiste per me il ballottaggio. Tutti quanti dicono di no, secondo me è un ragionamento che Calzona ha fatto. Poi Mazzocchi dovrebbe averli 90 minuti, cioè non avrà un ritmo partita, ma non credo che si stanno allenando regolarmente. 90 like, che sono pochi, ma ci sta. Il Napoli Under 23 sfonderà talenti. Buonasera, la domanda da porsi è: Conte verrebbe in una squadra che non parteciperà alla Champions? Secondo me a lui interessa di meno avere anche la Champions, ma gli interessa che la squadra sia forte. Squadra che va in Champions, più introiti, più partite da fare, squadra più forte. In teoria questo è l'algoritmo, è l'equazione, non l'algoritmo, è l'equazione. Quindi squadra che non va in Champions, potrebbe piacere a Conte avere meno impegni, ma potrebbe ritrovarsi con una squadra più scarsa. A me pensate di aprire un podcast su un canale? Sì, amico mio, il podcast lo avevo fatto, mi richiede un po' di tempo, un po' troppo tempo di editing, quando poi racconto, faccio e lo metto. Ci stavano un paio di puntate di podcast, poi mi sono fermato. In qualche modo considero i video lunghi come se fossero un podcast, voi lo potete anche senza guardarmi, potete metterlo in sottofondo come le live, eccetera eccetera. Idem per quanto riguarda la piattaforma Viola, lo facevamo con meno continuità. Tendo a voler fare una cosa bene, però concentrato, non riesco a dividermi tra troppi social. Ho provato TikTok, non ce la faccio. Tengo a mente chi usa Instagram e sto utilizzando un pochino di più Twix perché è più veloce. Voglio dire una cosa, non devo aprire milioni di cose. E quindi sì, tutti dicono che a maggio con il film ci sarà l'annuncio ed è secondo me una grande cagata. Daniele, te lo dico tranquillamente, perché non ha senso, non puoi averlo già pensato là. E poi, visto che non ci sono niente di sicuro, niente che l'hai fatto prima, il film è finito, è editato, è stato distribuito, non può essere. E anche la sesta può andare in Champions se un'italiana vince l'Europa League. Esatto. Nessuno ha pensato che Manna forse viene per migliorare il settore giovanile, mentre il mercato della prima squadra continuerà a fare una DL. È una possibilità, caro Gionzi, è una possibilità che sia anche quella. Il Napoli è molto carente con la primavera e con il settore giovanile. È una di quelle cose che, quando il Napoli parla del centro sportivo, dice facciamo 12 campi. Allora, se fai 12 campi devi lavorare sulla squadra Under 23, devi lavorare sulla squadra femminile. Dobbiamo capire che tipo di evoluzione vuole avere il Napoli. De Laurentiis sembra voler avere ancora tutte le mani in pasta in tutte le cose, ma deve cominciare a delegare perché l'età aumenta, perché se devi espandere il brand, se devi far crescere anche gli asset della tua famiglia, devi lasciar fare qualcosa agli altri. Purtroppo non lo teniamo presente, ma a livello familiare in generale non sta andando bene nemmeno con il Bari, che hanno dovuto anche loro licenziare, quindi non è un momento florido per la famiglia De Laurentiis. Vediamo se
se Mann è un'idea per il settore giovanile o se è un'idea in generale come direttore sportivo. Conte, ci juventinizziamo. Buonasera Capellò, un abbraccio Navajo, anche se va la Juve diventa... capito, questa è una paura che ho su Anghissà, che si è mangiato il jet. Devo recuperare tutti i messaggi, ce la farò tranquillamente. Abbiamo preso giunto del Pompilio. Probabilmente Mantovani e Sossari seguiranno manager formati per Manna, che è una scommessa e un downgrade nei fatti, e al momento è così. Vediamo come andrà a finire, ma al momento è così. In questo mercato almeno 2 o 3 colpi li devi fare. Stanno ballando tutte le panchine d'Europa. Pioli è un ottimo tecnico, 107 like, possiamo arrivare a 120. Secondo me Frank ha bisogno dell'allenatore che gli faccia trovare il suo posto in campo. Quest'anno è stato un disastro per tutti i giocatori. Tu cosa ne pensi? Sicuramente è anche a livello tattico, però al di là della posizione in campo, anche se a volte mi ha dato proprio l'impressione di arrivare con ritardo e con sufficienza su alcuni palloni. Dove lo metti tra un po' c'è pure Cagliari, quindi la mettiamo in sottofondo così per sfizio, non ci riguarda. A voi piacerebbe essere definiti scarsi nel vostro lavoro se commettesse qualche errore? Domanda legittima. Conte gioca a 3, se lui davvero in cima alle preferenze, le alternative per logica sono Gasperini, Palladino, Juric e Girardino. Tra l'altro lo stesso Palladino si sta evolvendo e sta mettendo in campo il Monza anche a 4, quindi lui non è inquadrato in una sola formazione. Però attenzione, non è che il Napoli sceglie Conte perché vuole passare a 3, non è questo che ha portato all'idea di Conte. L'idea di Conte nasce perché De Laurentiis conosce Conte personalmente e volendo dare una scossa prendi il nome che infiamma la piazza, ma non perché vuoi passare a 3, perché finora il diktat è stato 4-3-3, non esiste proprio, bisogna fare così. Quindi l'alternativa, se Conte ti dice di no di nuovo, non è uno che arriva a 3, ma deve essere un nome che o infiamma ugualmente la piazza oppure che almeno infiamma l'idea di De Laurentiis. E credo che se arriva un altro allenatore che fa di base il 4-3 o comunque una difesa a 4, per De Laurentiis è meglio, perché altrimenti significa dover comprare 6 centrali, tra 2 centrali, 2-4 braccetti. Attenzione, il Napoli a quel punto deve fare una grande rivoluzione. Puoi adattare Olivera, poi ti serve un altro terzino. Olivera si adatta a braccetto, tranquillamente, fa il centrale nella sua nazionale, ricordiamoci. Adattare Di Lorenzo, lo abbiamo visto, non è il massimo. Di Lorenzo più avanti sta meglio è, quindi Di Lorenzo meglio come quinto che come braccetto. Insomma, devi fare una vera e propria rivoluzione di mercato se passi a 3. Ufficiale Conte a Napoli, indizio fondamentale nella scena post credito film sullo scudetto. Esattamente. Malato del Napoli, prossimo allenatore del Napoli. Almeno mi legge a mezza. Bravo, sto recuperando, amico mio, ce la sto facendo piano piano, sto andando più veloce. Meglio Montefusco, ha vinto la Lazio, non sia mai. Buonasera a tutti gli amici Berini, è stato fatto il nome di Capuano per la panchina, manca solo lui che sta portando il Taranto su vette inesplorate. Secondo me tutti i nomi usciti dei giocatori sono aria fritta, prendiamo prima l'allenatore e poi se ne parla, se no si rischia di fare la fine di quest'anno. Sono d'accordo in linea di principio, però ci sono giocatori che se tu li hai individuati vanno bene per qualunque allenatore. Tu Kvara l'avevi individuato molto prima, è un talento, l'allenatore Spalletti subito capisci, va bene, titolare, non c'è problema. Arriva Kim un po' più in ritardo, ma Oliveira per esempio l'avevi già preso, giocatore discreto che se la gioca con Mario Rui, che gli dà l'alternativa. Se i giocatori sono forti li puoi prendere già, se poi i giocatori sono medi oppure hanno delle caratteristiche specifiche, lì devi avere il benestare dell'allenatore. Vedi un giocatore come Lindstrom, che è un giocatore mezzo e mezzo, probabilmente non avendo una grande garra Lindstrom, è magari un giocatore che con Conte non lo so, quindi devi fare molte riflessioni. Gasperini a Napoli può essere quello che dà il giro di ruota, con Palladino all'Atalanta, Gilardino alla Fiorentina, Italiano al Bologna, Thiago Motta alla Juventus, un bel valzer. Ottimo allenatore della Serie B, appena prova a fare viene esonerato dopo 3 mesi. Filippo intendi Inzaghi, esatto. Chiunque sia allenatore spero ci faccia svoltare come ha fatto De Rossi alla Roma. Non ci dobbiamo abituare assolutamente, Giorgio, sono d'accordo.
vedere Davino, vedere gioielli. Ufficiale, Conte ha detto sì alla domanda se può aiutare il figlio a fare i compiti. Buonasera Carlo. Io avrei preso Thiago Motta tutta la vita, mi sembra promesso sposo della Juve. Conte per idee molto lontano dal modus operandi della società, paradossalmente sarebbe un grande rischio. Sono d'accordo che potrebbe essere un rischio che potrebbe non funzionare. D'altra parte arriva Ancelotti, ti aspetti grandi acquisti, non arrivano. Ancelotti è un bravissimo a gestire grandi campioni, forse meno a far crescere i giocatori che devono scegliere, devono anche leggere la giocata. Abbiamo visto che non è andata benissimo. E Thiago Motta sì, Thiago Motta l'idea l'avevi avuta, Thiago Motta ti ha detto di no perché evidentemente non hai presentato il progetto in una maniera convincente. Thiago Motta ha detto io resto al Bologna, sto tranquillo e so il mio valore e so che con questa squadra posso fare grandi cose. Automaticamente arriva l'offerta della grande squadra. A che posto siamo, Angelo? So che tu non la guardi perché hai paura, però si può intravedere, va. Possiamo farla vedere velocemente. Dove sta? Allora, con un Ambrabam semitattico, se io mi sposto, così si vede, e questa dovrebbe essere la formazione, e io cerco Serie A, formazione, no, come formazione, no, Serie A classifica, e la possiamo vedere così insieme, perché ha giocato la Lazio e quindi possiamo fare tutto in diretta. Lazio che scavacca, ovviamente l'Atalanta mo deve recuperare 2 partite rispetto alla Lazio, ci sta pure la Roma. Il Napoli è 8º, quindi in questo momento la Roma va pure in Champions, Lazio e Atalanta dovrebbero arrivare in Europa League, senza considerare quello che si può fare in Europa League. Il Napoli dovrebbe, se non si fa scavalcare da Torino, dovrebbe poter andare in Conference League in questo momento. Poi diventa un macello. Aspetta, spostiamo bene le cose perché poi diventa così e poi così. I like. Una considerazione più che una domanda. Italia prima nel ranking, diverse finali e molta partecipazione alle competizioni europee. Serie A sta tornando? No, Valentino, non sta tornando perché come vedi poi nella Champions siamo usciti tutti alla grande e non ci siamo manco arrivati ai quarti e alle semifinali, quindi no, non sta tornando. Bene che non si stia snobbando l'Europa League, cioè l'Europa un po' più piccola, lì te la giochi e puoi dire la tua. Questa è la cosa più positiva, perché nel frattempo aumenta tutto il ranking, fai più esperienza un po' per tutti. Ma la Serie A sta tornando? No, basta guardare le partite che abbiamo visto in Champions. Bisognerebbe guardare un po' di partite di Premier anche tra squadre che non stanno lottando per il vertice. Ti vai a vedere le partite, hanno un'intensità, hanno un ritmo che non ce l'immaginiamo nemmeno. Quindi tornando, no, per me la Serie A è scarsa, è molto scarsa, e quando Leao è un top player nella Serie A è una partita sì, è una partita no, i numeri non parlano chiaro, no, io ho visto un'altra Serie A negli anni addietro dove eravamo veramente veramente forti, e secondo me Lautaro è il top player, e va in nazionale Lautaro, gli ridono dietro tutti, quindi secondo me no. Sta live in prima serata, vuoi fare concorrenza ad Amadeus? Un abbraccio Alessandro. Cannavaro potrebbe fare comodo, potrebbe fare come sta facendo De Rossi, ne abbiamo parlato. Non credo al nome non chiacchierato perché ha preso Gassia, che uscì poco tempo prima la notizia della cena tra ADL e quest'ultimo. Buonasera Valerio, come vedi la gara di domani? Davide, ne parlavo a metà, la vedo a metà, ho questa speranza che Mertens abbia portato, però hai capito il fatto che io l'unica cosa positiva la vedo in una cosa romantica che non significa niente, cioè che Mertens ha portato un'area positiva rispetto alla concreta possibilità che il Napoli è più forte, si impone e vince senza appello, te la dice tutta sulla stagione. L'Empoli è una squadra che ci dà fastidio sempre, quindi non vorrei parlare di un altro pareggio dietro l'angolo, però visto che è calcio estivo vi ripeto la stessa cosa: aspettatevi tanti gol,
aspettatevi tanti gol, il che non depone bene a favore di Caprile e di Meret se prendono tanti gol, ma sarà interessante vedere. Napoli non è quotato in borsa, di cambio di proprietà si può parlare senza rischiare di niente. E da dove esce questo cambio di proprietà, amico mio? Il Napoli non è quotato in corso, di cambio di proprietà si può parlare, senza dubbio si può parlare, ma non ha alcuna intenzione di vendere De Laurentiis. Moretto, il Bayern riproverà a prendere De Jong quest'estate, mentre l'Inter è su Nacho. Tolto il fatto che non lo prenderemo per i motivi che hai già detto, ma secondo te Nacho non sarebbe perfetto? Ne stavamo parlando, Francesco, vi ho letto, sì, è uno di quei profili che ti dà quell'esperienza, ti porta tutta l'esperienza di uno vincente, hai visto, va sul dischetto, tira un rigore con una freddezza incredibile. Arriva Nacio, lo fai rigorista, non dico lo fai capitano, perché fare capitano uno che è appena entrato, ma ti prendi il capitano del Real Madrid, certo che lo sponsorizzerei subito, mi sembra ancora in grado di fare 1 o 2 anni a grandi livelli. Non penso però che Nacio stia morendo dalla voglia di venire a Napoli, perché il Napoli non è attrattivo in questo momento. Real Madrid-Napoli? No. Se ti senti alla fine della tua carriera puoi fare Real Madrid-Inter, puoi fare Real Madrid-Galatasaray, che è uno di quei club che la pensa così, puoi fare Real Madrid, un'altra squadra di Premier che magari ti prende, vedi come era successo con Casemiro. Napoli, chi è che viene a Napoli? Qualcuno che si vuole giocare l'occasione di crescere, di esplodere, ma uno che ha già fatto e già... non lo vedo fattibile. Zidane allenerà il Bayern, Nacho, Vidal sì. Chi ti piacerebbe come centrocampista per sostituire Piotr? Serve tanta qualità. Serve tanta qualità. Io vorrei Wirtz, che è proprio il trequartista per eccellenza. Là a quel punto giochi a 2-3, Kvara, Wirtz e Ngong dietro, là puoi mettere pure che dire. Cioè, se tu mi fai arrivare Wirtz, che non arriva, però mi hai chiesto chi ti piacerebbe, mi piacerebbe Wirtz. C'ha un dribbling, c'ha un controllo di palla, una facilità di corsa. Kvara, Wirtz, Ngong dietro a Khedira, il Napoli arriva quarto senza problemi proprio senza alcun problema. Centrocampo, Foloruscio, Lobotka, non c'è dubbio. In difesa però serve fare qualcosa. Buonasera, cosa ne pensi di Gimenez del Feyenoord? Secondo te potrebbe essere lui il vice Osimhen? Ottimo attaccante. È arrivato il momento che vada in una squadra che cambi aria e vada a fare quello che sa fare. Piaceva, l'avevo studiato anche un paio di anni fa, quando già si parlava di un Osimhen che poteva lasciare. Forte. Penso però ci siano troppe squadre su di lui. Manna viene al posto di Meluso, qualcuno dice anche che Meluso resta e Manna fa altre cose, però Meluso penso che non sposti nulla. Buonasera, arriva Conte, non credo. Buonasera dottor Floyd, buonasera, ce la farò a recuperare, siamo quasi alla fine, siamo nel periodo dove detesto leggere le notizie, da Conte si continua a cambiare nome al giorno, roba già vista e rivista. Pioli a me non piacerebbe, per dirne una. Ha vinto la Lazio 1-0, lo sappiamo. Settore giovanile è uscito il nome di Mainolfi della Juve Stabia. L'ha letta sta cosa? Onestamente non riesco proprio a commentare. Atalanta-Fiorentina, se l'Atalanta dovesse passare in finale potrebbe non giocarsi. Sì, perché poi non c'è proprio spazio per mettere queste partite. Se Rachmani non avesse fatto lo scemo quando si è tolto la maglietta con la Salernitana, a quel punto hai ragione Angela, che l'altra ammonizione che poi ha portato alla diffida era quella stupidaggine dell'esultanza. Quella è una cosa che non si può accettare, veramente non si può accettare. O togliete questa cosa, perché lo sapete perché nacque l'ammonizione immediata quando ti togli la maglia, perché diventava in alcuni casi una perdita di tempo pazzesca, si perdeva la maglietta. È stato un tiro, io sto guardando anche un po' la partita nel frattempo, c'è un tiro di Luvumbo che non è andato lontano, il numero 77 Luvumbo rientra sul sinistro, bel tiro, poco alto sopra la traversa,
per Luvumbo. Si toglievano la maglietta, la lanciavano lontano, non si trovava più e poi non potevi riprendere il gioco e quindi grandi perdite di tempo. Poi hanno aggiunto no, non puoi avere dei messaggi sotto la maglia perché non si possono dare messaggi non autorizzati, tutta una serie di cose. O togliete questa cosa della munizione perché non si perde tempo, la maglietta te la tieni in mano e non si perde tempo, oppure non ve la togliete questa maglia, tanto lo sappiamo che siete belli, che siete in gran forma e sappiamo chi ha segnato. Magari all'epoca senza le televisioni, senza il 4K, tu ti toglievi la maglia per dire sono proprio io, riconoscetemi, sono proprio io. Oggi non è più il caso, quindi questa cosa di togliere la maglia dà quell'impressione di dire è finita, mi gioco anche alla munizione perché la partita è finita e non rischio più niente. No, la munizione te la tieni e come dice Angela bene, a un certo punto la sconti. Arrivare sotto questa Lazio scandaloso speriamo di no. Caro Carlo, questo è un altro discorso che mi fa male perché ci sono squadre, società più organizzate, invece la Lazio con Lotito è una di quelle squadre che, cioè, se c'è un equivalente di De Laurentiis è proprio Lotito. Volendo spezzare una lancia per Lotito, che comunque non mi piace come per molte cose, tengono un centro sportivo bello proprio. Ho visto dei video dove loro arrivano, l'ingresso, la zona barbiere così, oppure i loro posti assegnati per le macchine con i nomi e con le cose. Sembra molto bello il centro sportivo della Lazio. Si parla troppo poco di Allegri, questo mi puzza. No, vabbè, no. Non c'è problema, caro Yes Global, non credo che Allegri sia un'idea di De Laurentiis, né abbia senso, perché almeno Conte ti porta quell'aria di vincente, eccetera, eccetera. Allegri non viene nemmeno con l'aria del vincente, perché se non finché tu stai alla Juve e vinci, vabbè, ti porti etichetta così, ma se non vinci nemmeno con la Juve è un allenatore in fase molto discendente e guardate un po' che non ci sono tutte queste offerte nemmeno dall'Europa per lui. Non credo proprio che De Laurentiis voglia fare questo suicidio collettivo, sarebbe la viralità per me, divento virale, ma veramente poi, perché poi prendiamo delle iniziative private se arriva a lei, ma state tranquilli. Allora, piacerebbe un'analisi di che impatto economico ogni formazione ha, forse l'AI ci può aiutare. In altre parole, che formazione costa di meno e offre maggiori opportunità di guadagno? Maurizio, è mai interessante questo discorso. Si è fatto spesso, sai, quanti punti, quanti milioni ti sono costati i vari gol, quanti punti così. Credo che questo ti porta al Bologna. Cioè, che formazione costa meno e ha offerto maggiori opportunità di guadagno, un po' il rendimento che c'è stato e un po' il guadagno che ti ha portato, perché adesso con qualificazione in Champions entrano parecchi soldi, ci saranno sponsor, quindi credo che il Bologna sia quest'anno quello che doveva, per come è stato costruito, per le scelte economiche che si sono fatte, stanno raccogliendo di più in generale. Allora, sono volati tutti, cerco di recuperarvi il più possibile perché siamo veramente troppo indietro. Buonasera, nel caso tuo buon pomeriggio, anche per Guido dopo. Non credi che gli stadi hanno maxi schermi possano immettere un dubbio nell'arbitro su un episodio? Non si dà. D'altra parte, amico mio, tu ricordi che non c'era il VAR quando fu espulso Zidane, la famosa testata a Materazzi, però tutti lo videro nei maxi schermi. Quindi quella fu la classica home field review, ufficiosa, perché non era ufficiale, non potevi andare a scegliere così, ma funzionò, in effetti non potevi far finta di niente. Sì, è una riflessione che secondo me ha senso, perché tu non dovresti guardare, però un occhio si vede, anche i giocatori stessi danno un occhio allo schermo quando sono in campo, alcuni si fanno distrarre, alcuni si guardano, e anche nelle tribune molto spesso quando voi vedete De Laurentiis che guarda in alto è perché guarda lo schermo, non vede la partita, oppure riguarda un replay, e quindi sì, questi sono i piccoli dettagli
che fanno la differenza. Non si parla più di Grimald, che è chiaro che non si parla più perché nel frattempo è esploso completamente. Alcaraz si sta facendo mettere una vistosa fasciatura. Ragazzi, like, fatemi sapere perché c'è gente anche su Facebook. Potrei capire che ti toglie la maglietta se hai visto. Hai ragione, hai segnato un gol, ma onestamente un gol con la no, ma c'hai ragione, Angela. È un discorso logico. Hai assolutamente ragione. Quasi impossibile da prendere, non vorrei dire, ma Conceição sta in scadenza. Eh sì, Conceição è un nome che si è fatto qua. E sarebbe un ritorno di fiamma, almeno per quanto riguarda le notizie che uscirono sui giornali. Poi De Laurentiis ci fece anche sapere che Spalletti aveva già accettato in qualche modo a gennaio, quindi anche quella cosa uscì, non uscì, la fece uscire De Laurentiis per smuovere le acque, per avere il colpo di teatro finale. E poi a me mi fanno impazzire quelli là che dicono anche Spalletti era stato accolto tra lo scetticismo. Ma di chi? Io nessuno scetticismo. Quando arrivò Spalletti fui contentissimo e per fortuna esistono i video, cioè questa è la grandezza di stare sulla piattaforma di YouTube, e che voi potete tornare indietro. Se faccio un errore mi si può rinfacciare proprio tale e quale e non posso tornare indietro. Io quando vi dico una cosa ci devo ragionare, devo essere veramente convinto e sono pronto a modularla la mia idea, ma non mi posso negare quello che mi sono detto, quello che vi ho detto e quello che ho pensato. Quindi non esiste la bugia, non può esserci la bugia, perché la bugia poi avrebbe gambe cortissime. Buonasera Valerio, buonasera a tutti. Cagliari vicino al gol, 170 like. Daniele, non c'è male, non c'è male. Non c'è male, per essere una live pre-partita non c'è male. Sarebbe meglio non andare in Europa, perché andare in conference per il nostro caro Napoli, andare in Europa sarebbe un contentino. Male, Salvatore, questo è un discorso male. Ci sono poche cose che mi fanno arrabbiare, questo è il discorso che mi fa arrabbiare. Capisco quello che dici, perché non vuoi dare, sei tra quelli che non vuole dare la soddisfazione a De Laurentiis di dire siamo da 15 anni, 16 anni in Europa, sempre in Europa. Ci andiamo male noi, tifosi che vediamo meno partite, ci facciamo abbonamenti, vediamo meno partite, ci andiamo male noi tifosi all'estero, perché del Napoli si sparisce, non se ne parla. Se non si parla di roba internazionale, di coppe, non si parla del campionato. Solo in Italia la Serie A è importante come la Serie A. Nel resto del mondo guardano la Premier League, guardano qualche partita della Liga e basta. E basta, non si guardano il campionato francese, a stento guardano le partite del Bayern di Monaco ma perché si guardano le partite del Borussia Dortmund? Perché il Borussia Dortmund in Europa fa grandi cose e allora hanno un impatto sulla fantasia di tutti. La maglietta del Borussia Dortmund di bambini la mettono, in qualche modo sviluppi la fantasia. Se il Napoli non resta in Europa per tanto tempo, e deve fare anche bene, perché solo la partecipazione te la fai fritta, se fai bene sviluppi quell'aura che piace dire l'aura non c'è. Se l'aura non c'è, hai finito di fare da Napoli a Villaricca. Un saluto da Tolosa. Nel frattempo ho dovuto mettere il telefono in carica perché la partita sta andando. E come la vedresti? Dove sta? Aspetta. Come la vedresti? Un'operazione alla Benitez con 3-4 acquisti mirati, inizia un nuovo ciclo. E chi potrebbe essere un uomo più adatto a fare una cosa simile secondo te? Pecchia. No, non è Pecchia. Chi ha quella cosa a dire ciao, sono Benitez, vieni? Probabilmente ce l'ha Conte, meno di Benitez, che Benitez internazionale tra Spagna e Premier. Conte sì, Premier, quindi potrebbe avere quella cosa, anche se dipende dai giocatori, perché ci sono giocatori che dicono io Conte l'ho avuto Conte, non lo sopportavamo perché ti uccideva negli allenamenti, poi dopo lo ringrazi quando se ne va, però, perché poi sei esausto e non ce la fai più.
Quindi è un'arma un po' a doppio taglio se ti chiama Conte. Sei contento perché magari è sinonimo di uno che vuole vincere, che ti fa dare il massimo e ti fa magari anche migliorare e ti fa aumentare il valore. Però non tutti vogliono ammazzarsi di lavoro e di fatica, eh? Dobbiamo tenerlo presente questo. Alcuni preferiscono un Ancelotti che ti fa stare un po' più tranquillo e che gestisce senza andare troppo nella cosa. Guardiola invece bisogna studiare, bisogna stare all'interno, non bisogna mai uscire dalla stagione, i dettagli. Alcuni preferiscono qualcosa, alcuni preferiscono. Chi può avere quest'aura? Un Emery, potrebbe essere un Emery, ma vuole venire il nuovo Benitez qua oppure dobbiamo in qualche modo ridimensionarci? Guido. Buonasera Valerio, buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Ha firmato Pioli? Qualche autografo oggi sì, poi il resto non lo so, sai, perché non penso che sia che nell'ambiente Milan in questo momento gli chiedano molti autografi. Ma il calcio sta diventando così sclerotico. No, è uno sport che non dà più gioia. Sto sentendo e leggendo di commenti inverecondi a Guardiola, ma sembra a chi ce l'ha più grande l'ego, no? Veramente è abbastanza aberrante quello che è diventato il mondo del calcio. È una cosa che mi intristisce perché insomma lo sport, soprattutto a chi lo pratica a livelli medi, no? E poi chi lo guarda, principalmente oltre che far bene, no? Da un punto di vista psicofisico, dovrebbe dare emozioni, gioia. È diventato un grande sfogatoio. E poi questa cosa, io c'avevo ragione. No? Criticare Guardiola come se fosse l'ultimo dei falliti, insomma, mi sembra. Ma poi anche sulla base delle vittorie, anche se fai solo un discorso di vittorie senza pensare alla filosofia, al gioco, eccetera, eccetera. Anche a livello di vittorie, Guardiola ha vinto, cioè vincere 5 Premier League in 6 anni, quando ne ha vinto, non è una cosa che si può non considerare. Beh, diciamo, in Italia noi è come Venom, no? La Juve ha venomizzato tutto, quindi è questo parametro che non è vincere l'unica cosa che conta, e si è andato oltre alla vincere l'unica cosa che conta, si è andato che dalla seconda in poi è solo gradi di fallimento, che è proprio il principio più sbagliato del mondo nello sport, no? Perché altrimenti non ha più senso guardare lo sport. È chiaro che ogni tanto è bello vincere, però questa cosa, ripeto, per me è aberrante, perché vedo tanta gente infelice, ma a tutti i livelli, cioè dal più piccolo appassionato, piccolo non in senso chiaramente di età, casomai che segue con meno fervore, con più distrazione, al santone che sta ogni giorno in radio e TV a pontificarci. Però ho detto, è una mia idea, probabilmente sbaglio. Cioè, tu pensa a quello che abbiamo vissuto in questi giorni, no? Un ragazzo, perché per me un ragazzo è più piccolo di me, di parecchi anni, con un sorriso enorme prima, durante e dopo, che vive la vita con gioia, avrà avuto e avrà anche lui i suoi momenti difficili di tristezza, però mi ha sempre fatto piacere che Mertens l'ho inquadrato bene dall'inizio, ho detto se ne andrà senza polemiche, non solo senza polemiche, ma continua a manifestare grande gioia. Facci caso, lui usa sempre il noi come noi poveri tifosi, no? È vero. Usiamo questo noi come se noi andassimo in campo. Era sempre usato il noi, però non essendo più un giocatore, un tesserato del Napoli, poteva perdere questo noi. E invece gli viene spontaneo dire per qualunque cosa noi abbiamo così. E quando gli hanno detto, ma hai provato 2 volte, hai provato un po' di invidia, ha detto no, io me ne sono proprio godute le partite. Cioè, anche perché Napoli giocavi bene. E alla faccia, insomma, di chi continua a mercenario, zitare il presidente, vedi, faccio leggere la PEC. Lo sport, per chi sta disputando una finale, chiaramente, vere,
tensione, quello che vai, però tensione anche per un tifoso, ma se tu gli togli la componente gioiosa, oltre che spettacolare, veramente rimane molto poco, però è la mia idea. Io di due cose, Valerio, perché poi lascio spazio a voi, mi tolgo. Occhio che noi, io continuo a dire, abbiamo una tradizione non propriamente favorevole con l'Empoli, che sta diventando anche brutto in casa. È vero che non ha questi stadi giganteschi, Empoli, il campo non è quello del Camp Nou, infinito, eccetera, ma noi abbiamo vinto solo 2 volte nella nostra centenaria storia, quasi centenaria storia. È vero che l'Empoli non sempre partecipa al campionato di Serie A. 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. 37 gol fatti e 29 subiti. 29 gol subiti dall'Empoli. E adesso anche 3 sconfitte al San Paolo su 7 vittorie e un pareggio. Quindi è chiaro che non è un incontro di cartello, non è un classico, una classica secondo la definizione di Brera, però non è scontatissimo. Mi ricordo quel palo di Bagni sull'anno del mancato secondo scudetto, no? E facciamo 0-0, lì si infransero molti dei nostri sogni di uno scudetto già vinto. Allora, mi stanno... Occhio, assolutamente, infatti io sono preoccupatissimo. Mi stanno dicendo che c'è un microfono, penso sia io, perché io ti sento bene. Ah, spero, perché io sto sempre dal portatile, sperando che non ci sia... Ti sento benissimo, vorrei capire come risolvere questa impasse. Se ci sta un microfono che si sente un brusio, qualcosa che ho fatto io di diverso, non lo so. Datemi conferma, ragazzi, datemi conferma. È il mio. E come dovremmo fare? Io ti sento bene. Tu mi senti bene? Benissimo. Riattacco, stacco, riattacco. Qua dice si sente benissimo. Allora c'è qualcosa che non va, qualcosa di strano. Gallo a Pep sul riformista era un po' puzzecchiato nel suo solito encomio di Ancelotti, che ci dovevamo aspettare. A parte è scritto con grande eleganza, sagacia, ironia, però non sono d'accordo, perché di nuovo mi sembra una cosa ideologica e non amo il calcio ideologico. C'è un articolo che critica, no, l'ideologia, però in realtà è figlio di una forte ideologia. Invece vorrei parlare di numeri che tra l'altro Max Gallo criticava, e critica l'impostazione. Nel caso io non scrivo su un napolista, che l'Atalanta sì, adesso sento pure io le tue pernacchie. Era male. Ma sono rivolte a me, chiaramente. Devo dare questi numeri che non so se sono mai stati dati quest'anno. L'Atalanta ha fatto 4 vittorie di seguito nel girone di ritorno. Vale, adesso lo sento. Adesso lo sai. No, ha già risolto questa cosa. Facciamo così. Facciamo così, Guido. Ti lascio in assolo per due minuti. Stacco, riattacco e ti lascio in assolo. Come posso fare? Così? Che vergogna. Il Bologna ha fatto 3 vittorie all'andata e 5 vittorie di seguito al ritorno. La Fiorentina 3 all'andata. L'Inter, vabbè, che è fuori portata per noi, ha fatto 5 vittorie di seguito, 4 vittorie di seguito e 4 vittorie di seguito in girone di andata e 10 vittorie a cavallo tra il girone di andata una e il girone di ritorno. La Juve 5 vittorie di seguito all'andata e 5 vittorie di seguito anche nel girone di ritorno. La Lazio 3 all'andata e 5 andate e ritorno, sempre a cavallo tra il girone di andata e il girone di ritorno. Il Milan 3 all'andata e 4 vittorie di seguito all'andata e 4 tra il girone di andata e il girone di ritorno, sempre a cavallo, e 5 al ritorno. La Roma 3 vittorie di seguito all'andata, 2 volte ha vinto, 3 volte di seguito al ritorno. Il Napoli mai. Quindi le famose 7, o a questo punto 8 col Bologna più noi, le sorelle, ogni tanto qualche filotto di vittoria, escludendo l'Inter che addirittura anche 10 vittorie di seguito sono riusciti a farle. Non a caso sono tutte, tranne la Fiorentina, che però deve recuperare anche una partita, tutte davanti al Napoli. Quindi questa cosa che diceva Garzia, per la quale è stato sfottuto oltre, insomma,
secondo me l'umana decenza e anche il buon senso non era tanto sbagliato, ed è un punto debole. Tra l'altro il campionato sta per volgere al termine, nonostante si dice che è ancora lungo. Insomma, essere arrivati alla fine e ancora non abbiamo vinto manco una volta 3 vittorie di seguito, quando, a eccezione della Fiorentina, che è l'unica che ha fatto solo queste 3 vittorie all'andata, tra l'altro, quindi, ed è l'unica che ci segue, le altre 2 o 3 volte sono riusciti a fare dei filoni anche di 4 vittorie. Vi volevo riportare questi numeri, vi fa capire come è una stagione molto zoppicante. Senza anche aver sentito, penso che la conclusione sia logica. No, vabbè, sono numeri veri, nel senso che questi poi possono non significare nulla per chi segue una certa ideologia, possono essere ridicoli, per quantomeno sono incontestabili. Certamente, basta aggiustare il jack del microfono. Sì, ce la posso fare. Non lo so se adesso è una cosa che alle volte, ragazzi, i cavi give up, no? Sì. Hanno la loro storia, anche la loro morte ufficiale. Per la Lazio bene, chiaramente, per noi male, perché la Lazio con la vittoria di oggi, non solo, insomma, mantiene un distacco riguardevole, non è facile, perché poi devi andare sopra di un punto, ma raggiungere per la prima volta in questo girone di ritorno 0 in classifica Guido, come il Napoli, ma è male perché era sotto, è stata per parecchie domeniche sotto di parecchi punti nella classifica Guido. L'Atalanta è più 4, l'Inter non la guardiamo proprio, più 2, la Roma più 7, insomma. Solo la Juve è fortemente, ma si sa, meno 13 nella classifica Guido, però ha un vantaggio talmente consistente. Guido, questo messaggio di Salvatore mi fa ampliare un attimo la domanda anche a te. Io, un po' egoisticamente, per me è un momento di crescita, la conferenza mi incuriosisce, mi diverte, mi permette di fare approfondimento. Poi ho allargato la situazione, non credo che gli sponsor siano contenti, eccetera, eccetera. Mi è venuto il dubbio, non abbiamo la controprova, perché magari fai la conferenza e il Napoli perde lo stesso, così. Ma è possibile che per un allenatore che ha poca esperienza anche di rapporto, di comunicazione con la stampa, perché ha parlato finora solo con la Slovacchia, poteva essere anche avere le conferenze un momento di crescita per Calzona? Gli arrivava mezza cosa interessante, gli veniva un dubbio e magari faceva una scelta diversa? Sì, cioè, hai detto qualcosa di buonsenso. Tra l'altro in queste settimane, classica settimana tipo per chi ama il maestro Sarri, no? Il Napoli non è impegnato nelle coppe, quindi c'è un calendario meno affollato. Cioè, veramente non è che stai chiedendo gli straordinari e gli straordinari degli straordinari degli straordinari al mister. C'è da dire che quello che hai detto tu è molto intelligente, perché noi stiamo assistendo nel corso degli ultimi anni di nuovo a un sclerotizzarsi un po' di tutto l'ambiente calcio da entrambe le parti, sia diciamo dei giornalisti che litigano tra di loro, se ne dicono anche con parolacce, eccetera, urlano, che si arrabbiano con gli allenatori che si arrabbiano con i giornalisti, che si mettono all'indice, cioè, anche allenatori esperti come Allegri, no? Che comunque è uno che ha vinto tantissimo, non è l'ultimo. Quante volte manda a quel paese, slascia, sappiamo i litigi con chi ha messo lì. E invece è un momento molto utile, perché vedi un mister come Carlo Ancelotti, no? Che a parte che è diventato un mister molto anziano adesso, nel senso più nobile, cioè mi sembra quello che ha il maggior numero di vittorie nella UEFA Champions League. Quando io uso il termine anziano calcisticamente parlando, ma se qualcuno che non mi conosce, non mi riferisco mai in maniera molto banale e anche forse volendo volgare all'età, ma all'anzianità di servizio, cioè quello che ha più esperienza. Okay? È difficile che Ancelotti perda le staffe, poi è capitato solo quel famoso Napoli-Atalanta, e perdere le staffe per Ancelotti, oltre che difficile, è comunque essere la partita in cui è più calmo Mourinho, per dire, cioè comunque non immaginate. E invece è importante, perché tu impari a gestire la tensione, impari a gestire le domande intelligenti, le domande a cui
potresti dare una risposta, ma ti scopri troppo. Uno degli difetti di Gattuso è che Calzona, secondo me, sta andando su quella strada che a volte ci diceva cose troppo precise e tecniche, il calcio della strategia. È uno, non solo perché sei pagato, però è un altro elemento che ti fa crescere professionalmente e umanamente, perché poi qual è la differenza tra un campione e un giocatore molto forte? No? Che il campione nel momento di pressione, nella palla break, nella punizione decisiva è facile, pure io e te ci possiamo mettere un mese, poi battiamo le punizioni benissimo, non conta niente, conta quando sei agli ultimi minuti, hai quella punizione ti può far andare dentro o fuori in un incontro di all'eliminazione diretta. Ancelotti, e chiudo questo discorso, no? Quando una TV italiana gli ha chiesto è una finale anticipata, gli ha chiesto 2 o 3 volte, e lui per 2 o 3 volte in maniera molto calma e educata, non è una finale, è un quarto di finale, non è manco semifinale, è un quarto di finale, e non si è spazientito a una domanda che è una domanda cretina, perché poi è un quarto di finale, non è una finale. Noi siamo abituati a purtroppo ormai anche i giocatori si sono imparati, 11 finali, 12 finali, e invece era un quarto di finale nobilissimo, è spettacolare, ma un quarto di finale, cioè in realtà la domanda è banale, la risposta è altrettanto, ma lui è riuscito a cavarsela con grande calma e serenità. C'è la possibilità di un rigore per il Cagliari, ho visto quello che dici tu è ancora più vero, nel senso che se tu togli una conferenza Klopp a Ancelotti, gli stai facendo un favore perché li posano. No? Hanno talmente tanta esperienza umana e professionale, cioè al mister che finalmente diventa allenatore in prima nella squadra comunque importante, che ne aveva 10 e che tu di 10 ne togli 8, ha un peso specifico maggiore che ne togli 8 ad Ancelotti, o no? Certo, senza dubbio. Rigore confermato per il Cagliari, stacco di testa altissimo, non so di chi, in caduta c'è una mano volante, vedo Gaetano col pallone in mano. È assegnato Gaetano. Ah, sono in ritardo. Gaetano mi porta a ragionare, Guido, perché facciamo i discorsi sul mercato, la mezzala, la punta, eccetera, eccetera, ma sappiamo che rientreranno Folorunscio, Gaetano, Zerbin, Popovic. Sono giocatori che devi piazzare o che devi sostituire poi con giocatori utili per le liste. Quindi quando diciamo il Napoli c'ha 200 milioni sul mercato, per spenderli questi 200 milioni devi comunque far posto, devi togliere dei giocatori che sono difficili da avere. Secondo te, di quelli che rientrano, ci sono giocatori che meritano di giocarsi la loro chance nel Napoli? Beh, la risposta secondo me è molto semplice, però c'ha un asterisco, è sì, ma non perché sono diventato veltroniano, ma anche, no? È quella chiarezza che l'altra volta, insomma, non chiedo, non pretendo e non obbligo nessuno, però sarebbe gradita, questo sì, per quanto mi riguarda. Che campionato e che impostazione da qui, diciamo a 2 anni e mezzo, a 3 anni, no? Vuole fare il Napoli, perché se poi devi seguire le persone, dice dobbiamo vincere il campionato, e allora ti imposti il campionato come rosa, come aspettative, come pressione in un certo modo. Se tu dici io mi do 3 anni di tempo, come abbiamo detto, le fondamenta, raffinare quello che ha e provare, no, il terzo anno, Gaetano sta dimostrando, per rispondere per esempio già con un nome, che la Serie A non è che la merita, la tiene bene. È chiaro che col Cagliari è una cosa, col Napoli, ma il Barcellona, le altre squadre stanno schierando giocatori di 16 anni. 16 sempre anni. di meno, è incredibile, sempre più giovane. Polorusso, Lobotka, Gaetano, mercato chiuso. Voi andate a presso i nomi ed è giusto, anche perché è un argomento che piace ai più, appassiona, fa sognare. Io amo più capire una strategia più ad ampio raggio e anche più chiara, perché poi il nome può anche essere
inutile, cioè poi rischi di bruciarlo. Se per sé non è tanto importante l'allenatore, ma che tipo di allenatore viene, non solo per le caratteristiche, se viene un ripiego non convinto perché poi si è trovato chiuso nelle panchine dove aspirava ad andare, o perché quindi lo stesso nome cambia totalmente come prospettiva. Se tu dici lì non è potuto andare, vabbè, ripiego sul Napoli pur di non rimanere un anno fermo. Per me cambia molto, dice, ma lo stesso è Conte, è un Conte diverso. Ma questo discorso si può fare, penso, anche per Pioli alla fine, perché anche lui viene quasi anche per italiano, perché anche lui viene un pochino spinto fuori dalla Fiorentina. Di nuovo il fastidio al microfono, e allora devo fare un lavoro approfondito. Non vorrei Nicola, che fossi io, così perché da quando sono arrivato io ci sarà un'antipatia del tuo microfono per me. Non lo so, può essere anche che la partita col telefonino sta interferendo, non lo so. 100 volte meglio essere allenato da Ranieri, dice Nicola. Beh, io lo dissi molto tempo fa, è vero. Sì, quando dovevamo prendere Gattuso, io sai anche a chi mi riferisco, lui disse che era un imbecille, come si chiama, poi andò alla Sampdoria e fece bene, e mo qualche settimana fa o anche più, forse un mese e mezzo fa, ha detto noi dovevamo prendere Ranieri invece di Mazzarri, che aveva difeso. Ho detto, ma tu non dici... adesso non è più l'allenatore, non che non sia l'allenatore giusto per il Napoli. Lì potevi dire non un targettatore, perché poi è un termine brutto, però persona oltre che molto seria e esperta, anche lui conosce l'ambiente di Napoli nel bene e nel male, ha fatto bene e poi è rimasto pure lui un po' scottato, però serve o un impulso come ha fatto la Roma o una persona che ha un certo carisma, in senso buono, perché poi comunque è uno che ha vinto una Premier, ha tantissime panchine internazionali, è stato a Valencia, è stato al Chelsea. Cioè, Ranieri non è l'ultimo arrivato. Senza dubbio. All'amico Daniele, che mi fa piacere aprire le porte dei microfoni, magari non pernacchianti come me, attenzione, un'altra volta il Cagliari, non c'è su salvataggio sulla linea, però reclamano anche un rigore. Nel frattempo lancio il link per entrare in live direttamente in chat per chi volesse entrare, salutarci, fare una domanda, una considerazione. Voglio fare un giochetto con te. Facciamoli, mi piacciono i giochini. Golden State Warriors, sì. Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks, Phoenix Suns, ok? Boston Celtics, Miami Heat, Denver Nuggets, Philadelphia 46. Che ti fanno venire in mente? 46. Il baseball. No, sono innanzitutto squadre di basket NBA. Certo, sto scherzando. Eccolo. Amici Bellini. Sei in Argentina. Il dio del calcio è sempre non si muove nessuno. Allora Valerio, quindi no, ci arrivo. Penso che tu avrai visto anche, casomai solo il meglio, i highlights, no, della partita Real Madrid Manchester City. Sì. Con il muro degli 81.077 spettatori, insomma, del Santiago Bernabéu, coreografia da urlo, lì poi da brividi. Anche Paris Saint-Germain, ma uno stadio molto più piccolo, addirittura col maestro Yoda però uno stadio che sta costando uno sproposito, una squadra che è indebitatissima, cioè prima di questa ristrutturazione aveva 900 e passa milioni di euro. Le squadre che ti ho indicato, che sono squadre importanti nell'NBA, sono tutte squadre che è una lega di franchigie. Gol del Cagliari.
Comunque Ranieri è uno veramente tosto, ha dato le dimissioni perché la squadra, perché probabilmente è un allenatore credibile, li ha proprio neanche rispinte, non accettate, non avevano proprio preso in considerazione, anche se veniva da una serie di partite con tutte squadre forti. Secondo me lui lo sapeva, cioè ha fatto il gesto ma sapeva di dare una scossa e non di veramente andarsene. Sì, però poi alla fine sta facendo un campionato tosto, onesto, se si salverà, se vince oggi sono 3 punti pesanti, perché poi sono 3 punti con una squadra di vertice che sono sempre più difficili, sempre 3 vanno in classifica, no? Però sai, casomai tu metti in preventivo 1, anche una sconfitta, invece qui mancano poche partite, è sempre più difficile recuperarli. Dicevo, queste squadre sono tutte in luxury tax e gli amati, io non mi presento con la felpa dei Lakers come fa un collega con il Golden State, è la squadra più indebitata che ha preso più di 500 milioni di multa di luxury tax negli ultimi 6 anni. Però perché te le ho citate? Non solo perché sono squadre che sono tutte in luxury tax, tutte. L'anno scorso ha vinto Denver e in finale ha vinto con Miami. L'anno prima ha vinto Golden State, in finale con il Boston. L'anno ancora prima ha vinto Milwaukee, in finale con il Phoenix Suns. Poi ha vinto Lakers con i Miami. Warriors hanno perso con Toronto, poi i Warriors hanno vinto con Cleveland. Tranne i Lakers, tutte le squadre che hanno fatto la finale in NBA negli ultimi 5, 6, 7 anni sono tutte indebitate. Anche nell'NBA, infatti con la luxury tax tu devi pagare perché devi rientrare nei parametri, non ti puoi scostare ma è ovvio che per mantenere il tuo roster, io so benissimo che i miei Lakers non vinceranno, non arriveranno in finale, verranno eliminati 4-0, 4-1 al primo turno quest'anno. Non è che mi illudo, lo so, gli serve un'ala forte, un play forte e almeno un ricambio buono per Anthony Davis. Non ce li hanno. E sono i Lakers, perché costano, perché non ti puoi. Quindi nello sport, anche in uno sport sano come l'NBA, parentesi, un giocatore che è stato scoperto che puntava sulle partite nemmeno così tante come fa il gioco, è stato radiato a vita dall'NBA. Silver non è andato in TV, dobbiamo giurare, è una vittima, radiato, senza né se, senza no, perché anche lì ci sono purtroppo ogni tanto gli imbrogli di scandalo, però sì, quello è devi salvare realmente, non il brand, il sistema, perché lo sport lì è spettacolare e deve essere onesto, tutti devono avere la possibilità di vincere. Se vieni beccato con le mani nella marmellata, allora se sfori paghi questa tassa che poi viene distribuita in parte equa nelle squadre che non la sforano, e questo dà oltre a tutta una serie di parametri economici che sono complessissimi da spiegare, dà la possibilità che non puoi rientrare, tant'è vero che chi avrebbe potuto immaginare anni fa che Milwaukee vincesse un titolo NBA o i Toronto, che erano proprio l'ultima, quando giocava Enzino e Stopoti, i Toronto erano proprio l'ultima squadra dell'NBA, eccetera, lo stesso qui. Però purtroppo nello sport, anche nell'NBA, che è molto attenta a non andare in debiti, è molto difficile che cada quello che è accaduto l'anno scorso per noi nel Napoli. Poi lasciamo la parola, perciò ti volevo fare, che è una squadra che addirittura abbassa il monte ingaggi, e comunque ha un monte ingaggi molto più basso delle prime 5, mi sembra, era sotto la Lazio il Napoli, vinca uno scudetto, che è stato sprecato perché poi non si sono fatti gli investimenti nei societari, non solo di giocatori, no? Prendere un direttore sportivo che forse sarà anche bravissimo, quel modo è come averlo bruciato, no? Tu dovevi rafforzare la tua posizione, casomai mantenendo ancora questi parametri là. Però il Real Madrid consoliderà questa posizione perché gli puoi permettere di fare debiti su debiti su debiti, e alla fine nello sport, se tu hai i giocatori più forti, poi stavolta non vinci, perché poi può darsi che non vincerà Paris Saint-Germain, però purtroppo per come è concepito e come si sta andando sempre più verso quel sistema, che però è un sistema molto più pulito rispetto a tante cose, è un sistema molto per ricchi, attenzione,
Quindi consideriamo tanti aspetti. È un discorso lunghissimo che dovrei fare, però non lo voglio. No, ma l'abbiamo introdotto già nella scorsa live e secondo me facciamo bene a continuare a parlarne. Detto, vedi, anche nell'NBA le squadre che hanno vinto e sono andate in finale, tranne i Lakers, sono tutte squadre che sono state costrette, tra virgolette, per mantenere quel roster, no? La rosa dei giocatori così ad alto livello, a sforare lo scostamento tra il salary cap e quello che ti è consentito, pagando ovviamente, perché poi la differenza è che però una volta vince uno, una volta vince un altro, che no, non solo una volta vinci lui, ma paghi quello scostamento. E poi è come se Real Madrid dice: ok, io ho voluto tenermi come un 13° uomo Modric, che è un lusso, eccetera eccetera, vado, però pago e quindi ridistribuisco agli ultimi in classifiche, cioè, non solo quindi il draft degli ultimi che hanno i sorteggi migliori, tanti sistemi. Sì, almeno tu sai, io sono convinto che nei prossimi 5 anni, con una buona campagna, nei prossimi 5 anni, l'Ex torneranno in finale e quindi sono molto più sereno rispetto al mio Napoli, perché è una gestione più sana. So che nei prossimi 3 anni non andranno in finale. Vedo un gol di Vlahovic, ma ci dovrebbe essere un fuorigioco. Scusa, forse. Daniele, ti sei trovato a cavallo? No, ma siete fantastici. Io mi incanto ad ascoltarvi, quindi per me è un piacere. È anche un onore essere presente in live con voi per esprimere un'idea. Questo lo trovo una cosa eccezionale, sinceramente, perché vuol dire che Valerio è una persona, si vede, una persona molto aperta, anche molto squisita a invitare altre persone a dire la loro. Niente, io ho un'opinione personale, giusto per fare un piccolo commento sulle partite di Champions. Io ho visto un altro calcio, obiettivamente esaminiamo partite che ieri per esempio il Manchester City ha giocato a calcio di quello che proprio si deve vedere in TV, eppure il Real Madrid è una squadra che la considero una squadra a 9 vite, come un gatto praticamente, perché è riuscita a portarsi ai supplementari ho visto dei giocatori sfiniti proprio che non ne avevano più. Ha giocato, sì, molti possono dire forse Ancelotti ha schierato una squadra molto difensivista per la fine, però intanto l'ha portata a casa, quindi l'esperienza e la tenacia di questi giocatori poi l'hanno portata a casa. Questo è il discorso. Ha vinto secondo me la squadra che ha meritato un po' di meno, perché il City obiettivamente ha dominato il gioco. Poi ho visto, secondo me, un City con De Bruyne è una cosa e senza De Bruyne ne è un'altra, anche se c'è una rosa di grande livello. Cioè De Bruyne è un giocatore per il City secondo me fondamentale, un po' come dovrebbe essere per noi Zielinski, è un giocatore con più talento, certo proporzioni molto lontane. E niente, per arrivare a questo calcio qua, secondo me la Serie A, secondo me non basteranno nemmeno 5 anni, se andiamo diversi. Però è vero, se come diceva lei, dottor Guido, possono andare avanti sull'acquisizione di giocatori, nonostante queste società siano indebitate e non devono manco preoccuparsi del fair play finanziario, del parametro zero, cioè possono comprare, cioè il Real dice io voglio Bellingham, andiamo là, sì, 100 milioni, via, tranquillo, cioè finché siamo a questi livelli io penso che la Serie A non entrerà in questa dimensione, anche se devo dire la verità, il campionato tedesco, per quanto ci siano squadre di grande livello, non è tutto questo spettacolo. Io infatti vivo in Germania, ma non le vedo le partite. Sinceramente sarò ignorante, ma mi annoio a vedere una partita, sinceramente, del campionato tedesco, perché sono 20 anni che il Bayern Monaco praticamente vince sempre, ha monopolizzato, diciamo, anche peggio della Juventus, voglio dire, il campionato tedesco. Oggi quest'anno è stata un'eccezione, adesso il Bayer Leverkusen, meno male, grazie a questo Bayer Leverkusen che ha tolto l'egemonia al Bayern Monaco, però in effetti però ecco, quando vanno in Champions queste squadre poi dimostrano di avere anche loro un valore inimmaginabile, come abbiamo detto prima. Il BVB, cioè il Borussia Dortmund, non ha fatto un campionato quest'anno eccezionale, un quinto posto, sesto posto se non vado errato, però poi in Champions vengono fuori i valori di questi giocatori. Io sono un pochettino contento che è uscito il Barcellona, mi sono preso una piccola rivincita, sinceramente sono un po' stupidino, però sono un po' contento che è uscito il Barcellona. Metto un asterisco,
facciamo leggere a Valerio. Oh, questo apre un discorso, quindi rispondi prima, Daniele. Io non so come andrà a finire, Daniele, però quindi aspettiamo con la calma e la serenità. Tra l'altro non ci vede minimamente coinvolti, però se dovesse essere confermate anche solo un decimo di tutte le situazioni, Real Madrid conosciamo e a volte basta solo la pressione psicologica e bancaria, ma del Barcellona crollerebbe un mito di più che un club, e questo Barcellona, a prescindere dal gioco, ha deluso molto da un punto di vista umano. Io mi ricordo che mi sembra che era forse proprio Luis Enrique o un altro allenatore, qua potrei sbagliarmi, no? Forse quando prese un torto incredibile, l'arbitro era Rizzoli in semifinale, ma un torto clamoroso di errore, e quella compostezza con le domande, quando tu dovresti essere incacchiatissimo, ti hanno fatto uscire fuori per delle vaccate clamorose dell'arbitraggio. E invece abbiamo visto un Barcellona meno sportivo in campo, meno sportivo durante le conferenze, meno sportivo nella sua tenuta degli allenatori, e questo, se lo vedi fare alla Juve ci può stare, se lo vedi a fare altre squadre ci può stare. Per me è stato uno shock, perché loro avevano questa filosofia più di un club. Un gran pianto il Barcellona è stato, vero? Sì. Se poi dovessero essere vere delle cose, nulla toglie il fatto che giocassero benissimo, però sempre che rimani che ti è venuto a mancare una bella pagina di sport, e a questo punto è difficile poi azzerare nella tua testa, no? Perché quindi io, diciamo, non posso dirti hai ragione, è una piccola soddisfazione. Io in questo momento nutro un grande disagio nei confronti di Barcellona, perché ho un asterisco. Che cosa è successo? Che cosa abbiamo vissuto sul City, sulla Juve, eccetera? No? Per noi sarebbe bello che succedesse come nel ciclismo, ma non succederà. Però qualcuno un giorno metterà una sticcherina: questi scudetti sono stati vinti per questo modo, anche se non abbiamo, cioè, pensate allo scudetto della Juve, no? Ronaldo adesso ha avuto ragione, ma non è che servisse niente, si sapeva, no? Erano cose molto semplici, non ci vogliono intercettazioni. È una situazione ridicola, perché tu sei stato condannato in tutte le forme possibili e immaginabili. Anche questa cosa qui di Ronaldo che quindi giocava e non te lo potevi permettere, hai detto che si era tagliato lo stipendio e non se l'era tagliato, e però lo scudetto gliel'hai mantenuto, no? Che valore ha? Che il calcio è uno sport molto meno pulito, soprattutto in Europa. Sul fatto che chiudo, non è paragonabile comunque l'NBA per 1000 ragioni, però attenzione, noi cominciamo a porre Galliani come problema, e Galliani, tutto potete dire, tranne che è uno stupido. Quando il Milan cominciò ad andare in difficoltà e vendette Kakà e poi Ibra, ma soprattutto Thiago Silva, perché Ibra quasi lo regalò, il grande acquisto, quello che voleva, e ha detto noi non riusciamo più a competere perché il nostro regime fiscale non è vantaggioso come quello spagnolo. Poi ci siamo inventati negli ultimi anni che era la tassa scontata per gli stranieri. Ci sono tante cose che andrebbero effettivamente rimodulate nel calcio, ma non c'è interesse anche questo, no? Nel senso, se tu consenti delle disparità, le società possono fare un sacco di debiti, le società hanno regimi fiscali avvantaggiati perché hanno stati che permettono regimi fiscali avvantaggiati, e quindi i giocatori, io là posso andare, non solo perché una società ricca può indebitarsi, a chiedere 12 milioni perché in realtà poi loro non ne pagano 24, sempre se poi li pagano, perché poi in Italia tutte le società sono in arretrato, quindi è un grande guazzabuglio. La Superlega, che nasceva come la Superlega per cercare di sbolognare questi debiti a chi pagherà questo stipendio, in realtà non risolveva il problema di vedere partite, perché le partite sono belle se le squadre giocano bene a pallone, come dicevi giustamente tu, però andrebbe proprio riformato. Chiaramente sto parlando di utopia, cioè no, perché dovresti avere dei manager che si pongono, anzi si erano già posti questo problema, hanno già trovato le soluzioni, avevano il pugno duro, ha detto da oggi si fa così, e si crea anche una certa omogeneità. Ma stiamo parlando di una cosa, verrò preso per i fondelli che non accadrà e che non si sta andando in questa direzione, quindi è a chi fa più il furbo.
Ricordatevi quando Cassano mise le mani addosso al suo presidente perché era stato salvato da Sampdoria, ha messo fuori squadra e Galliani se lo andò a prendere l'anno di Mazzarri che lottava per lo scudetto, e lì tu dovresti avere dei presidenti che hanno anche un codice etico comune su certi accordi, e invece c'è sempre chi può capitare a lui, altre volte è capitato a altri giocatori, e poi si lamentano. Purtroppo se non c'è una strategia comune su certe cose è come ti capita. Noi l'anno scorso abbiamo avuto tutta una serie di fattori non casuali che erano la somma e il risultato di tanti anni di semina in tante cose, e alla fine è raccolto. Attenzione, però è molto difficile perché dovevano avvenire tante cose, e di quelle 7 cose che io dicevo non tutte e 7 erano favorevoli a Napoli, però per una volta non era 0 su 7 e infatti Napoli ha vinto. Recuperiamo questa domanda di Davide. Ciao Valerio e Guido, ma senza coppe si potrebbe ripartire da zero con tanti giovani? Oggi Tore mi ha mandato, che salutiamo, uno screenshot del ranking UEFA, perché la Roma se dovesse fare un punto o 2 supererà quest'anno l'Inter, però l'anno prossimo scalerà del punteggio. La Roma in questo momento è in prima fascia e nelle prime 8 squadre, e vi ricordo che finalmente l'anno prossimo viene abolita questa regola assurda che se vince lo scudetto, anche se sei in quarta, quinta fascia, vai in prima fascia, quindi è una prima fascia vera a scalare, e noi stiamo molto in basso, e se noi dovessimo non andare nelle coppe l'anno prossimo avremmo 0, e quello 0 lo toglieremmo fra 5 stagioni, ce lo porteremo, perché poi mettiamo che non l'anno prossimo andiamo nelle coppe, quindi scaleresti il penultimo, no? Quello di quest'anno, però quello là sarebbe il secondo anno, no? Diciamo più vicino. E prima che diventi l'ultimo, il quintultimo, devi farti 5 stagioni. Per me è una sciagura. E poi vi dico, scendere da quello che è proprio il ranking, che conterà, così conterà ancora di più come era prima, è giusto. Ma personalmente io mi sono molto divertito, appassionato, pur se non tifavo nessuna di quelle squadre. Cioè le coppe sono proprio belle, cioè, le emozioni che ti dà il dentro fuori, anche i rigori che non sono una lotteria ma è un gesto tecnico importante, definitivo, sia balistico, calciare il pallone che parare, non c'è nulla di lotteria, non è tirare la monetina, è un'altra espressione, lo so, qua sarò minoritario, però è proprio bello. E in più è un momento di crescita per un giocatore, perché intanto ti confronti con giocatori di altre nazioni, no? Ti confronti con una dinamica di gioco dove anche un fallo laterale, una cosa, vedete il Real Madrid che non si è vergognato di fare una partita molto di sacrificio, sparagnina, cioè tu hai chiesto comunque a Vinicius infatti, perché comunque non è, gli 11 titolari sono comunque giocatori offensivi che sono votati all'attacco, è la richiesta, poi non giocano sempre così, no. Loro sapevano che contro quel City dovevano fare quel tipo di partita. Sì, qua conta però Valerio, oltre il carisma e la credibilità, il palmarès. Perché se te lo dice Ancelotti, dici, me lo sta dicendo uno che ha vinto 4 Champions, fammelo seguire. D'altra parte poi vincono, quindi la prossima volta che glielo chiede lo ascoltano di nuovo. Quindi diciamo, io mantengo da sempre fedele la mia idea che preferisco farle e preferirei andare avanti. Mi sembra che questa è la 4ª semifinale di seguito della Roma, mamma mia, tanta roba, 3 non consecutive in Europa League, intermezzate da una Conference League dove è andata in finale a vincere. E il fatto dei giovani, anche qua, vedi, la domanda è onesta e anche, diciamo, oltre che sincera, mantiene una certa ingenuità. Ma io te la rigiro, no Valerio? Ma perché è tanto inconcepibile l'idea di fare le coppe e comunque ringiovanire la squadra? Certo. È perché siamo in Italia, no? Cioè devi per forza fallire per ringiovanire la squadra, non è che la puoi ringiovanire e avere la forza e l'energia di dire io con questi ragazzini voglio azzannare la riflessione è una. No, è onesta la domanda. È giustissimo, ma quando tu mi dici l'Italia è giovane, secondo me dobbiamo anche essere chiari.
i giovani che lanciamo in Italia non sono né Yamin Lamal né Foden né Bellingham, eccetera eccetera. Quando è arrivato Kvara se l'è presa la scena ed era giovane, era il più giovane della cucciolata, perché c'ha il talento, c'ha l'attitudine, c'ha la mentalità del campione, dell'atleta. Spalletti lo vede titolare, non è mai stato in discussione ed è stato l'MVP dell'Ago. Se arrivano giovani che sono a livello di Kvara, secondo me giocano. Se invece il giovane è tipo Zerbin, che va bene, si impegna, però non ha colpi alla Foden, probabilmente noi mettiamo davanti il fatto dell'età, perché sono italiani, o gioco nel campionato italiano, diciamo forse l'età si deve ancora formare, quando in realtà probabilmente il livello quello è. E secondo me non dobbiamo nemmeno arrabbiarci più di tanto se non ci sono. E il livello generale della Serie A che è un po' scarsino, secondo me. Sì, poi in tutte le cose ci sono fasce, no? Gradualità, no? Di talento. Poi ci sono anche giocatori che sono esplosi un po' più tardi, sono maturati un po' più tardi, ma ci può stare come tutte le cose nella vita, anche musicalmente. Tony Di Lorenzo, però si fanno sempre Tony. i stessi 2 o 3 nomi, non sono tantissimi. Però, sì, appunto. Però se voi fate caso potete scegliere chiunque. Determinati giocatori poi hanno nominato alcune cose, a gestire alcune cose, però ditemi se il giovanissimo Hamsik non faceva cose meravigliose a 19 anni quando è venuto dal Brescia, no? Anche giovanissimo Cassano, poi la testa non ha Guido, ma pure Mertens da giovane faceva già i gol alla Mertens. Mertens ci fece ammattire 2 volte che lo incontrammo in Roma, ci fece proprio, ma io me ne ricordo quelle 2 partite. Questa è un'altra storia che viene raccontata male, Mertens solo nel finale della carriera, assolutamente no, è l'unico giocatore di cui io mi sono permesso di studiare anche il passato prima che fosse del Napoli, di farci quel mini video speciale. Mertens era terribile ed era geniale anche da giovane. Io lo seguì molto, poi ho recuperato tante cose. Maradona giovanissimo, tra l'altro a Maradona hanno shippato più di un mondiale anche all'inizio, lui doveva essere convocato poi. Faceva delle cose impressionanti. Da il mondiale quello d'Italia 90 è stato meno spettacolare di quello di Città del Messico, però intanto c'hai non solo tutto il mondo, tutta la pressione, ma anche tutte le difese puntate. In realtà era un gioco diverso di quello. Maradona diventava sempre più utile all'armonia della squadra e meno spettacolare per la giocata singola. Però in realtà non ti crede che fosse molto meno talentuoso a 16 anni rispetto a 24? Poi ho detto alcune cose migliori, soprattutto poi come la struttura fisica di un giocatore, perché se vedete Hamsik senza quelle cose che in 4 mesi, come quando andavano alla Juve, incassavano, tu lo vedi negli anni come piano piano è arrivato a una certa massa muscolare, che non è mai diventato un gladiatore, tra l'altro, lavorando settimana su settimana, quindi ci sono tante componenti. Però quando un giocatore sa giocare bene a pallone, poi ci sono alcune cose dell'allenatore, l'intelligenza tattica, gestire cioè Hamsik, uno che è stato espulso una sola volta nella sua carriera, qualcosa vuol dire di quei giocatori che si prendono un sacco di ammonizioni. Mi sembra che non ha mai saltato un campionato per somma di ammonizioni, quindi non ne raggiungeva 5. E tu quando l'hai visto da giovane, questo sembra già un giocatore esperto, e quella è stata poi la sua. Anche Mertens non è un giocatore che Dottor Guido, se non mi sbaglio, Mertens fu allontanato per una questione di ingaggio. Sì, poi lui praticamente ha detto una cosa. Ha detto, ero lento. Sì. È stato un signore là. Sì. Io non lo so le condizioni fisiche di Idriss, lui lo sta dicendo, l'ha detto più volte che ci mette molto più tempo a recuperare, che è diventato più lento, e questo è vero, lo dice perché è la cosa che vi ho sempre detto: se noi mantenessimo la stessa freschezza nello sport, addirittura saremmo più forti con l'esperienza, con l'intelligenza, purtroppo perdi quella velocità, anche la capacità di recupero tra una partita e l'altra, e tutte le cose finisce anche la carriera dei grandi sportivi.
se lui sentirà di smettere, se lui non sente di smettere, io credo che ci sia fatto un errore, che invece il contratto in scadenza, a meno che non gliel'hanno rinnovato, non sapevo niente, è l'unico giocatore che porterei a Napoli l'anno prossimo. Non per una questione di romanticismo, non di nostalgia, non di gratitudine, non di nulla, perché tu hai bisogno di ripartire da un asse, da uno scheletro principale che noi non avremo più, ed è quello che è mancato quest'anno, pur avendo alcuni giocatori che ancora ci sono in rosa, che hanno tante presenze come Zelinski, cioè, oltre che poi la capacità di far migliorare tecnicamente, soprattutto in determinati ruoli. Però bisogna vedere che se lui non è uno di quei giocatori che andrà a farsi 8 anni in Arabia, quando sente che non è più incisivo smetterà. Guardi, dottor Guido, io per i numeri che ha dimostrato Mertens nel corso della carriera col Napoli, quando avevamo bisogno del giocatore di talento, quando avevamo bisogno della giocata, quando avevamo bisogno di una certa mentalità in campo, veniva inserito Mertens. Solo averlo, come ha detto Valerio anche nel video precedente, il fatto che è venuto là già è sicuro che con l'Empoli faremo qualcosa in più, perché lui porta questa ventata di classe, di genialità. Cioè, io ricordo una partita con l'Atalanta che avevamo parecchie defezioni in rosa, mi sembra. Era Napoli-Atalanta e lui fece un gol spettacolare, anche se poi quella partita... perdemmo quella partita, però lui ci fece andare in vantaggio. Poi faceva... cioè, diede quella scintilla, cioè, ci vuole qualcuno qua, specialmente quest'anno, ci voleva uno come lui, che diceva, ragazzi, dai, mettiamo un po' le gambe in spalla, andiamo a prenderci questo punto, questa vittoria. Poi la gente sottovaluta l'importanza della settimana degli allenamenti, di quanto tu migliori negli allenamenti, sia umanamente, tecnicamente e tatticamente. Ovviamente grazie anche a tutto lo staff, non è che lo sottovalutiamo, tecnico. Però l'alchimia di alcuni giocatori, ci sono dei giocatori che come i grandi attori che ti fanno recitare meglio, cioè non solo sono bravi loro, ma tutto il cast che ne guadagna. Però stiamo parlando anche qua di utopia. È una cosa che già pensavo prima di questa intervista, ho detto, perché io non so che cosa ha in mente Giuffi, no? Per quell'ultima velata, non è una minaccia, vedremo, dobbiamo sederci al tavolo. Cioè, tu hai ottenuto tutti i rinnovi dei 3 giocatori, che cosa vuoi, no? Perché non sei contento che te li hanno criticati. Però noi perdiamo Zelinski, che è il giocatore che ha il maggior numero di presenze. Secondo me uno tra Mario Rui e Di Lorenzo potrebbe lasciare il Napoli, e sono gli altri 2 di presenze, e poi che abbiamo Rachmani e Meret, che è un punto interrogativo. Quindi trovi veramente un azzeramento della squadra. Juan Jesus che si è preso le chiavi dello spogliatoio, sì, nel senso, però non è uno che sarà sempre titolare, tant'è vero che per me l'anno prossimo chi deve essere fatto capitano senza se senza no è Kvaratskhelia. Cioè la squadra va costruita attorno a lui, perché è un titolare fisso, perché è un ragazzo che abbiamo visto gestisce la tensione, prende anche delle ammonizioni assurde, perché poi non ti manda manco ci sono delle cose che vanno fatte, come quando Bruscolotti diede la fascia a Maradona. Kvara capitano è una rivoluzione. Sì, io te lo dico in anticipo. Mamma mia. Se devi fare una new era, Valerio, devi fare una new era. Cioè, capitano con la K. Sì, ma c'è un fatto tecnico, tattico e caratteriale per cui io nominerei lui. Perché io mi fido di lui. Innanzitutto, lui si è preso la squadra sulle spalle quando non c'era nessuno. Ho visto che ha le spalle per prendersi una certa responsabilità, e io non posso fare Juan Jesus, perché devo mettere uno che quasi tutte le partite sta in campo, gioca, a meno che non sei Dino Zoff, minchino, leggenda. È meglio avere uno che ha più contatto con l'arbitro, perché proprio tu devi avere più possibilità di parlare senza, e perché proprio tu devi dire: guarda, tu sei la nostra stella da tutti i punti di vista, solo calcistici, io rifondo su di te. Quindi il rinnovo con la fascia di capitano incorporata. Esattamente, ma senza se, perché poi a questo punto l'ha detto anche Di Lorenzo, è stata una scelta probabilmente, non che l'ha detto Di Lorenzo, ma io, perché molto intelligente da parte di Spalletti e della società, per togliersi dalle scatole una certa persona rompeva e Di Lorenzo l'ha detto con grande serenità. Io sono rimasto sorpreso, la prima cosa sono andato a chiedere ai compagni se dava fastidio, perché poi, come avevo raccontata io,
ma non perché ve l'ho raccontato io. Il Napoli della Laurentiis ha dato sempre la fascia al giocatore che aveva più presenza, tant'è vero che era Cannavaro, poi è passato Amsic, poi è passato Insigne, eccetera. E quindi era Zielinski e Mario Rui. Era Zielinski e Mario Rui, detto, lui. Ma serve questo gesto, sempre se rimane. Io posso dire... Vale, io tra i possibili progetti che vedrei, ho riflettuto un po' in questi giorni, non sarebbe male l'idea Gasperini, soprattutto se lui riuscisse a portare con sé dei giocatori che io adoro come Kof Miners, che sarebbe ma l'ideale. non è unita la cosa. Non è venuto già l'altra volta, perché De Laurentiis ha già offerto 50 milioni se non sbaglio, quindi non è che ha offerto. No, ma più che altro io non credo che Gasperini abbia i giocatori addosso, cioè nel senso che si muove e se li porta dietro. Poi non si muove da tanti anni Gasperini, quindi non sappiamo quando cambierà aria, come si comporterà, però la vedo dura. Guido, prima di continuare, ascolto un vocale di Time Paradox da Ibiza. Tutti amici bellini, provo a mandarvi un vocale in quanto non posso entrare in diretta. Allora, riguardo al discorso dei giovani che vengono lanciati nella Serie A, nella Liga, che Barcellona lancia ai sedicenni, eccetera, oggettivamente io sono d'accordo con Valerio e aggiungerei che in Italia a 25 anni sei ancora da lanciare, perché io leggo ancora degli articoli su testate come Tutto Mercato Web, piuttosto che La Gazzetta, il Corriere, eccetera, che parlano di ragazzi che sono solo del 99. Se sei del 99 hai 25 anni adesso, 24, cioè quando vuoi esplodere? Quando ne hai 40? Mi sembra evidentemente una cosa esagerata. Sono d'accordo con Valerio del fatto che in Italia non stanno uscendo dei fenomeni, i fenomeni escono a 16 anni, vedi Cassano, vedi Baggio, vedi i Pirlo e tutta la compagnia bella cantante. Un saluto a tutti. Totti, Del Piero, se guardiamo indietro sì, non c'è dubbio che c'era più talento e c'era anche forse più voglia di lanciarli subito, perché non sappiamo se un Gaetano magari lanciato con continuità all'interno di una squadra che funziona magari prende corpo e cresce insieme alla squadra, però se non ci punti mai come fai a saperlo? Si morde un po' la coda. Sì, poi sto facendo bene a Cagliari, ma Ranieri, vecchia volpe, nel senso più nobile assolutamente del termine, si è preso subito, secondo me si è leccato i baffi e non ci ha pensato un secondo. Stava già in ripresa il Cagliari, però gli è andato a togliere, perché uno non deve vedere solo i gol, ragazzi, parecchie castagne nel fuoco, perché aggiunge un giocatore di qualità, una squadra che ha bisogno di qualità e di nuovo il peso specifico. Se tu metti un giocatore del genere in quelle squadre, vi ricordate quando Moratti diede Adriano al Parma, Recoba al Venezia, eccetera, uno solo di quelli cambiarono quelle squadre da così a così. È chiaro che Cagliari non ti vince lo scudetto se metti Maradona, però se tu metti Maradona, il plusvalore che mette Maradona in una squadra del genere, quindi un Gaetano già si sente, perché poi se Spalletti ha detto che il ragazzo è forte, significa che è forte. Il punto è, per rispondere al Time Paradox che conosco, perché ha scritto qualche commento anche da me, però deve cambiare la mentalità degli allenatori. Adesso sono troppo spaventati che se perdi non 2 partite, una partita tutte le bravo, questo è il cortocircuito di cui parlavo io inizio live, appena sei entrato l'hai detto pure tu, cioè Pioli perde la partita così, Pioli out e scarsi, cioè siamo subito troppo trancianti, di conseguenza non si prendono responsabilità. Mi chiedono, ma Calzona perché non fa giocare Nathan? Noi Calzona non ha avuto manco 3-4 partite complete che ha fatto, subito abbiamo detto però pure lui non è buono, oramai stiamo entrando in questa spirale, in questo vortice dove non diamo manco il tempo, diamo il nostro giudizio ed è finita lì, non cambiamo idee. Il Milan ha messo 2 giocatori a centrocampo, uno è tornato al Real, l'altro è andato alla partita del Tottenham, che non sono propriamente 2 scartini. Vabbè, uno c'ha qualche piccolo problema con le scommesse, però insomma, poi Pioli non sarà un genio, non mi permetto,
Però il Milan non è questo squadrone, lui insomma in questi anni in Champions l'ha fatto andare, l'anno scorso avrebbe dovuto avere una squadra molto forte per poter strappare lo scudetto al Napoli, che tra l'altro è cominciato a giocare bene, a parte il brutto pareggio col Lecce. Poi quando è cominciato a giocare bene, a sciorinare calcio, i risultati, è entrato in uno stato di esaltazione, di fiducia e di consapevolezza che è stato difficile poi prenderla. Però questi disastri non li ha fatti. Comunque ha buttato fuori il Napoli nei quarti di finale, è andato in semifinale, non ha uno squadrone, e quest'anno non è che il Milan ha fatto una campagna acquisti scintillante. In più la sua stella è una stella che bisogna vedere nei campionati seri, Spagna e Premier, che si accende quando vuole, perché le ha di nuovo, i mezzi ce li ha, però di nuovo su 38 partite quante te ne fa da 7, quante da 6, quante all'interno della stessa partita. Leao è parecchio incostante, io non sono Cassano, quindi non è che comincia a bocciare, o quelli che stracciano tesserini. Però il punto è che a volte noi sopravvalutiamo, dico in Italia, quello che abbiamo. In Europa League per tutta una serie di cose, come per esempio il City che viene criticato, sono andate le cose in un certo modo. L'anno scorso, quando Gravina disse quella frase, permettetemi per una volta di autocitarvi, io dissi sono contento che Gravina dica questo, però io mi espongo a un rischio. Dissi l'anno prossimo secondo me non vinciamo, non arriviamo in finale. Lo dissi alla fine della stagione scorsa, nessuna squadra italiana supererà gli ottavi di finale, perché secondo me, li ho visti bene, è stato un caso con tutta una serie di coincidenze fortuite, non ultime quella che poi comunque gli italiani erano tutti in una parte del tabellone, si sono anche affrontate fra di loro. Beh, è vero che le squadre inglesi hanno sofferto, però è anche vero che quest'anno la Premier è veramente tosta. Il City ha dovuto rincorrere per tutto il campionato questa alternanza Liverpool-Arsenal, Arsenal-Liverpool, squadre che si distanziavano di un pareggio, alla fine hanno toppato quella partita e ritornato in testa. Cioè la Premier di quest'anno è una Premier che ha squadre che hanno 2 coppe, il City nel semifinale della FA Cup, il Liverpool ha vinto l'altra coppa. Non puoi paragonare il campionato italiano di quest'anno, che è ancora più moscio dell'anno scorso, che ne dicevano, con la Premier di quest'anno. Alla fine queste squadre avranno fatto più di 60 partite, ma 60 partite vere, non 38 e devi considerare che poi paghi. In Europa League, dove tu hai 2 squadre invece di 4, e in Conference League dove tu hai una inglese, una francese, una tedesca e una spagnola, ecco perché è più facile vincere, non solo perché le scarti, perché in Champions League tu hai 4 squadre di queste grandi nazioni e sono le prime 4. Non devi valutare, negli analisi uno deve dire le cose giuste e le cose sbagliate, le cose vere e le cose più vere, non escludere delle cose. Quindi questo crollo degli inglesi, crollo fino a un certo punto, perché per loro vincere la Premier rimane il vero obiettivo, perché oltre che è un campionato molto ricco, ti pagano un sacco di soldi, molto seguito in Inghilterra, anche nelle serie inferiori, stati sono pieni. Però è stata una Premier, ancora non è finita, ancora non possiamo dire che vincerà, anche se probabilmente il City non molla più l'osso. È stato logorante rispetto al campionato italiano, no? Certo. Abbiamo molto male in coppia, perché abbiamo perso subito una squadra, il Milan, che non è andata manco agli ottavi. Agli ottavi eliminati, diciamo, l'Inter poteva fare, però siamo stati del marzapane. In Europa League stiamo andando bene, il Liverpool è arrivato molto stanco, l'Atalanta bene, cinico, va bene, però non siamo ancora a quei livelli, secondo me. C'è molto da lavorare per arrivare di nuovo a vincere la Champions. Discorso su Popovic, che ci chiede Ludovico: ma quali sono le intenzioni del Napoli su Popovic? Ne parlano tutti benissimo, ma non sappiamo se verrà mandato in prestito il prossimo anno o resterà in rosa. Ludovico, io ti comincio a dire, ne parlano tutti benissimo, come di Nikita Contini si dice un gran bene, cioè nel senso che ci sono delle frasi che volano da una parte all'altra del racconto calcistico
però poi non lo vediamo. Io quante partite ho visto fare da Nikita Contini? Poche. E quante partite abbiamo visto di Popovic? Abbiamo visto qualche highlights, perché il ragazzo comunque per la sua età è un fenomeno, cioè con i pari età è sicuramente va oltre anche per fisicità, però dobbiamo vederlo all'interno del calcio, quello là che conta, che interessa a noi. Il Monza credo che ci abbia fatto un favore, Guido, aiutami anche tu ad interpretare, ci hanno fatto un favore da gentiluomini, nel senso che avevano lo slot, doveva finire al Frosinone se non sbaglio, sì. Che ha sbagliato Frosinone, il che non si sono trovati, quindi c'è il rapporto con Frosinone, ricordiamo che Dira Frosinone non Ragazzi, ci sono trovati. Puoi criticare quando che vuoi Valerio Galliani, ma Galliani che comincia a avere pure lui la sua età quasi anagrafica, ma ha detto con tutta la simpatia e il rispetto, stiamo parlando di dirigenti che conoscono il calcio, nel senso che capiscono il talento, ma conoscono tutte le dinamiche. Ha ospitato la Roma e De Rossi infatti subito ha ringraziato Galliani e per tutto lo staff adesso per i quarti di finale, quando la Roma ha giocato a Milano. Sono personaggi che sanno stare nel mondo del calcio, se no non sarebbero arrivati alla loro età. Sì, tu hai detto ci ha fatto un favore, e ha fatto una cosa da dirigente esperto scafato, perché c'è chi sta nel calcio in un certo modo e chi è stato in un altro è stato radiato. Esatto. Quindi io non mi aspetto, cioè mi sarebbe piaciuto vedere qualche spezzone in Serie A nel finale di partita, però un Monza che anche non ha quasi niente da chiedere, perché forse non può arrivare in Europa e sicuramente non può retrocedere. Te lo aspetti, no? Se Popovic c'ha questa però perché dovrebbero farlo per noi? Non sottovalutare la situazione del Monza, una situazione che tutti parlano del Milan, l'Inter, cioè la situazione del Monza è una situazione molto brutta da un punto di vista, la spiego, attenzione, emotiva. Il Monza si è trovato con il lutto di Silvio Berlusconi. È la certezza assoluta, infatti non so se è avvenuto, non l'hanno ancora ufficializzato, che comunque gli eredi, Marina, Pier Silvio eccetera, ora c'era un patto tra gentiluomini, Galliani deve tutto a Berlusconi, Berlusconi si è sempre fidato di Galliani, a ben ragione tra l'altro. Galliani gli è stato chiesto di candidarsi al Senato, hanno lasciato libero da Berlusconi per la sua di partite, cioè. E quindi comunque il Monza si sapeva, no? la società, i giocatori, che era destinato a una vendita, e quindi ti trovi in una situazione che non sei né di qua né di là, chiaramente gestito da uomini di calcio, Galliani in testa, che non hanno fatto andare né nel panico né nel nulla, né non sono stati cannibalizzati dalla stampa, però è un handicap pesante, Valerio, quello che tu sai che è una società che è arrivato al suo termine, e se Berlusconi avesse avuto 10 anni di meno, cavoli, il Monza poteva diventare pericoloso, perché quello era, io non sono un berlusconiano, ma non sono manco anti niente della vita, però quello è un uomo che pensava a domani, non vedeva nella sua testa il concetto di fine e di sconfitta, no? Essere destinati alla vendita comunque ti porta ad avere un campionato dove dici io mi salvo, se faccio bene, se non faccio lì, però è un campionato secondo me molto buono, tosto, perché tu lo devi valutare all'interno del fatto che è una società che ormai era giunta a fine corsa per ovvie ragioni, e quindi più di tanto investimenti non fa. È un handicap pesante che non ha avvertito, manco tu hai avvertito, perché comunque Galliani ha protetto l'ambiente in maniera magistrale. Senza dubbio. Però voglio mettere una bella regola in Serie A, di non far giocare gli ex le partite, i giocatori in mi pare che in Premier è così, se tu dai un giocatore non possono, c'è già nel contratto la clausola che non ti giocano contro. Sarebbe l'ideale, specialmente con Milano, perché Selvini si è ricordato di fare un grosso alla
Ma vedi, esatto, tu mi ricordi Zerbin, Popovic ha fatto penso delle apparizioni nella primavera col Monza, ma Zerbin che loro hanno richiesto all'interno di questa operazione se lo sono ritrovato e ha fatto comodo nel contesto così. Vuol dire che Zerbin ti ha dimostrato che qualcosa in Serie A te la può dare, Popovic ancora no. Sì. Perché se Popovic fosse stato già pronto, e figurati se il Monza e Paladino non lo metteva in campo. Cioè, quindi... Però, sì, quest'anno ci siamo concessi troppi lussi, secondo me. La squadra, il presidente, ritornando un po' sul discorso degli errori, non è stato lungimirante. Noi avevamo una rosa completa che ci invidiavano tutti. L'anno scorso mi ricordo che chiunque entrava, comunque, come ha detto anche il dottor Guido prima, eravamo in un mood molto positivo, dai. Però quest'anno ci siamo permessi di toglierci giocatori come Elmas, che in una squadra di Serie A Elmas era titolare fisso, un giovane di grande talento. Abbiamo lasciato andare Gaetano in prestito perché magari veniva considerato esubero, ma adesso gli esuberi non ce li possiamo più permettere. Cioè, voglio vedere un pochettino adesso veramente di dare una possibilità a questi giovani, come è stato detto prima, perché non se ne può più. Cioè, noi siamo stati fatti fuori da un ragazzino di 16 anni, questo ragazzo, questo centrocampista a Barcellona, cioè, ci ha annichilito, un ragazzo di 16 anni. Cioè, io voglio vedere il coraggio, come dicevamo prima, di questi allenatori che sì, sono un po' martoriati sia dai giornalisti sia dai tifosi, che vengono messi sempre sotto occhio. Però, come diceva bene il dottor Guido prima, cioè Pioli ha giocato con Ciao e Gabbia, che non sono esattamente Alessandro Nesta e Costa Curta, cioè ha avuto anche quello, è il materiale che ha avuto a disposizione. E se tu metti a confronto ieri sera la rosa del Milan con la Roma, non è che la Roma era il Real Madrid, però ha dimostrato uno spirito di squadra un po' più unita. Mi sembra una squadra più unita, che non si è persa, che ha combattuto veramente con l'unghie e con i denti ed è riuscita a passare, ma non ho visto tutta questa superiorità. Ecco, quello che mi piacerebbe, come dicevo prima, è il modello De Rossi. Cioè, prima si andava a Roma, però è un modello anche Roma, perché fare la quarta semifinale di seguito, la settima in pochi anni, significa intanto che l'ambiente romano, in questo caso Sponda Roma, anche qua non è il più sereno, calmo, perché sono sclerotici, però almeno dal punto di vista societario, e la Roma ha cambiato parecchie proprietà, ha segnato rispetto al vantaggio del Napoli, che ha avuto una continuità unica insieme a Lotito, eccetera, che ha comprato la Lazio l'anno dopo di De Laurentiis, quindi ha un anno in più di esperienza De Laurentiis. Tu non sentivi la società bisogna uscire dalle coppe e i vari Pinco, Pallino, TV, dobbiamo uscire dalle coppe, non si esce dalle coppe. Quello è importante. Infatti il grande Milan, andate a vedere negli ultimi 12 anni quanto ha vinto, cioè da quando Berlusconi ha cominciato a lasciare, poi ha venduto, il grande Milan è un grande Milan del passato, ha vinto solo scudetto, mi sembra, senza Berlusconi, o sbaglio, o uno o due, di coppe europee sono finite dopo finita l'era Berlusconi. È vero che ha un grosso passato, perché dopo Real Madrid con 14, correggimi Valerio perché io sono vecchio, Mertens è lento e Guido è vecchio, il Milan ne ha 7, poi Bayern Monaco 6 e Liverpool 6, è la seconda squadra, però incomincia a essere un lontano ricordo, diciamo, e invece la Roma non è un lontano ricordo, è un costante presente. È vero. Comunque, veramente un bel gol di Vlahovic. Al nostro amico, no? Perché è una cosa in famiglia, di chiamarmi semplicemente Guido, manco mio papà lo chiamano così, solo mio fratello lo chiamiamo professore per sfottere, perché però Guido è carità. Veramente un bel gol di Vlahovic di sinistro dal lato sinistro, quindi forse ci si poteva aspettare più un cross al centro, ma beffa sul primo palo. Toglielo alla Juve, no? Perché Vlahovic, che dalla Fiorentina va a un'altra squadra allenato da uno Zeman più giovane, è invendibile poi. Mamma mia. Perché con quei movimenti d'attacco che ti insegna Zeman, anche qui posso raccontare una... No, perché ti sei autocensurato. Il mio amico Claudio mi invita, siamo amici fraterni, dice guarda che c'è un amico giuventino, ho detto vabbè, ma tanto mi conosci, e noi chiacchieravamo di tutto eccetera,
A un certo punto lui guarda il telefono, questo amico di Juventino, e l'Inter aveva vinto, questo durante le vacanze pasquali, e pensa quanto il mio amico stava seguendo l'Inter, noi stavamo parlando di tutto, e lui lo guarda, Claudio, questo mio amico dice: ma che tu ancora speri? Ma certo. Mi guarda e sorride. Ovviamente io non mi sono messo a parlare minimamente zero di calcio e non avrei potuto spiegargli a questa persona la classifica Guido, eccetera. Ne ha dette di tutte quella sera, cioè noi parlavamo di architettura, del problema di come sostenere le città, come sono state costruite in modo sbagliato, cioè di argomenti pesantissimi, di donne, cioè di vino, no? Cioè Allegri gli ha detto che Adani in confronto era Gandhi. Sai che poi sei giocato alla Coppa Italia? Mi chiama Claudio, ha detto: che ti fa stasera? Ha detto: no, sto lavorando. No, vieni, no, ci vediamo un film insieme. Ok, Panzerotti, ti porti i Panzerotti. Mentre stavo comprando i Panzerotti, senti, mi ha chiamato là, sto vuole vedere questa partita. Dice: tanto è casa tua, la villa è tua, prendi i Panzerotti pure lui. E mentre noi parlavamo sempre dei massimi sistemi, dei figli, delle figlie, eccetera, lui guardava questa partita che Juve-Lazio, no, di Coppa Italia, urlando: come si chiama? La Juve ha vinto a 2 o 3 giorni di distanza, no? La Pasquetta, no? Era la Pasquetta e subito dopo Allegri, il più grande genio della storia dell'umanità. Allora, questa cosa ti fa ridere perché non si può passare dal giorno al domani. I Juventini non sa giocare, abbiamo speculato 90 milioni. È come quelli che dicono quando a Napoli Insigne sbagliava il rigore, l'ha sbagliato pure Maradona col Tolosa. Uno. Sì, tu. È arrivato il camioncino dei gelati che fa molto film horror. Esattamente, il furgoncino così, perché ragazzi ho lasciato un pochino la finestra aperta, bisogna far cambiare l'aria ogni tanto. C'è un fumetto, Valerio, questa cosa mi vede del tutto casuale, che si chiama Spawn di Todd McFarlane, e un numero di questi fumetti, io li leggevo in inglese, fa capire la differenza, l'ennesima dimostrazione della differenza della lingua inglese con la lingua italiana, che George Bernard Shaw odiava la lingua inglese, perché ovviamente l'inglese non si pronuncia come si scrive, non necessariamente, e la frase ice cream e la parola ice cream si pronunciano alla stessa maniera, e nel fumetto questa cosa poi non so come fu tradotto in italiano, c'era questo mostriciato, questo personaggio brutto, e c'era questa filastrocca che appunto giocava sull'ambiguità che vendeva gelati, sul fatto che ice cream, il gelato, si dice ice cream, e I scream, io urlo, si pronuncia alla stessa maniera, e questa musichetta un po' inquietante mi ha ricordato questo numero di Spawn, che giocava questo personaggio un po' diabolico, non il protagonista, Spawn, con l'assonanza di ice cream e ice cream. Abbiamo perso tutti i pochi spettatori, che sono tantissimi, per queste mie digressioni, che no. La gente per rispondere a Pasta e Ceci, Vlahovic al posto di Osimhen immediatamente io accetterei. È inutile tornare indietro, chi ha seguito, perché non è Dybala. Sì, no, vabbè, ma senza dubbio. La prima punta. Dybala era perfetto per la Roma, e ha bisogno di un certo tipo di coccolamento. Vlahovic ancora non è juventinizzato in un modo irrecuperabile, e potrebbe uscire qualcosa di interessante, però stiamo parlando che è un allegriano. Vlahovic è un allegriano, quindi sta messo un pochettino male, diciamo, perché come dicevi tu, Guido, mi dispiace molto per questa flessione di Allegri. Non si sta comportando sinceramente come un professionista del suo livello, no? Però io dico una cosa, sinceramente adesso non sono molto positivo su Vlahovic, devo dire la verità. Forse Vale, che dici, si adatterebbe meglio con uno schema più offensivo, lì dovresti dare più libertà, cioè come me sta sempre incazzato. Secondo me, ma Vlahovic sta incazzato perché gioca con un baricentro bassissimo, e per arrivare in porta deve fare... Abbiamo un piccolo problema, Vale, questo qua è un filo juventino, questo ragazzo, dobbiamo un po' metterlo sulla buona strada. Aiutiamo. Non è vero. Non è vero. Se non è vero...
Io sono un grande giocatore, bravo. Va bene, sì, così possiamo andare. Ma qual è il suo giocatore preferito? In Qual è il generale? suo giocatore preferito? Chi è il suo giocatore preferito? Lui è innamorato di Ronaldo. Ma questo è quello non è che si è pagato con le magliette, però si sono garantiti una serie di tifosi giovani che l'hanno visto con quella che gli ho maglietta fatto? là, e quindi quei 9 No. milioni, qui è uscito il discorso, li Sì, devono non lo pagare so. alla fine. Hanno fatto una C'era una via vignetta. Ronaldo, c'era una via Hanno fatto Ronaldo. la vignetta che lo stipendio resato di Ronaldo si ripagherà con le magliette. Pure quello. Non di Ronaldo, di giocatore della Lazio che è sfumato. Ah, di Felipe Anderson. Sì. Esatto. Pino Stracandido ci dice: nella prossima stagione serve un uomo forte in panchina, altrimenti il trattamento Garcia è garantito. Ci sarà una pressione terribile dopo questa stagione sciagurata. Guido, secondo me Pino ha ragione, nel senso che già ci siamo abituati a questa cosa. Fuori Ma su come fai a dargli torto? Come fai a dargli? Ha detto una cosa sacrosanta. Cioè... Sacrosanta, però va in contrasto con quelli che stanno dicendo è meglio arrivare dopo questa stagione perché come fai bene. Ma sì, è una follia. Sono gli stessi che ne hanno sbagliate tutte nelle analisi di questa stagione, quindi, e invece le a lui a Conte conviene, perché pure se fa il quarto posto non lo so, perché stiamo andando verso una direzione isterica un po' tutto l'ambiente. No, a me non piace, non è piacque il ragionamento che ho sentito, non nomino per galanteria, perché vedi, quando è andato alla Juve non si poteva far peggio. Innanzitutto erano 12 anni fa, Conte era un Conte diverso, meno vincente, meno ambizioso, no? Meno esigente. Intanto ti ha chiamato la Juve, la tua squadra dove sei stato capitano, è diverso, ma non puoi escludere 12 anni nella carriera di un allenatore. Di nuovo tu ometti dalla tua analisi una componente che è reale, non è di analisi, cioè 12 anni esistono, ci sono stati questi 12 anni. Invece no, è tutto il contrario secondo me, ma questa è solo un'opinione, quindi non c'è nessun fondamento di certezza. Poi tra l'altro io non sono dogmatico. Tu al primo pareggio e mezzo incominci polemiche moltiplicate al logaritmo, non altro che, cioè non è vero, perché tu hai tutta la non solo la pressione, la lunghezza di questo campionato che è stato molto deludente e stressante, quindi in realtà apparirà più lungo, nonostante diciamo deve venire più, di quanto tecnicamente lo è, perché quelli sono i mesi del campionato, e quindi è come se una persona invece di un pareggio si trovasse 11 pareggi, cioè tu quel pareggio intanto si accumula agli 11 che tu già hai avuto, quindi in realtà la pressione sarà enorme, non tanto, intanto non è detto che non si possa fare peggio, ma noi speriamo che si faccia meglio, chiaro. E quindi, però intanto qual è la base scientifica? Tanto non si può far peggio, perché dove dobbiamo firmare? E invece no, la pressione sarà tremenda. Lo pensavano, l'hanno detto per Garcia, non si può far peggio di Garcia, si è potuto fare alla grande, si è scavato. Ti voglio dare un dato rapido, perché io poi amo 47.500, no scusa, 700.137, cioè 160.137, scusa, errore mio, 760.137 spettatori sono quanti il San Paolo ne ha ospitato quest'anno, ancora non è finita la stagione, per una media di 47.508, che è la più alta da quando il Napoli e De Laurentiis è tornato in Serie A. La più alta dell'anno scorso, che Spalletti ha fregato Mazzarri, perché l'anno scorso era 45.617, la più alta era 45.607 di Mazzarri, no? Quindi se c'è un dato quest'anno, che il pubblico del San Paolo non ha disertato lo stadio, nonostante noi mi sembra che siamo la 10ª squadra come rendimento casalingo, abbiamo un rendimento casalingo pessimo, soprattutto per una squadra che è campione d'Italia. E quindi tu dici che questo viene da un po' dagli abbonamenti che ci sono stati, un po' dal fatto che si viene dallo scudetto e quindi esatto, ed era un patrimonio che andava mantenuto, però è un patrimonio importante. Noi facciamo un applauso, io per primo, poi se ti vuoi unire al pubblico del San Paolo che non ha abbandonato la squadra, perché è la più alta media dell'era De Laurentiis e non è un anno buono.
Sì. Questo è un dato che io ci tenevo a riportarvi, perché non si deve parlare solo di cose brutte, tesserini, stracciati, eccetera. Ho capito, però la gente ha visto una marea di sconfitte. Il Napoli ha fatto 23 punti su 16 partite, sono pochissimi, ne ha fatti 26 su 16 in trasferta. Quindi la gente se n'è andata intossicata tante volte dallo stadio. Quindi non è un credito che puoi portare all'infinito, Quindi la pressione, infatti sono curiosissimo di capire la campagna abbonamenti l'anno prossimo. È un'affermazione secondo me di buonsenso. Detto attenzione che servirà una persona di carattere forte perché dovrà gestire pressioni forti. Vale, che ne dici di anche con Vlahovic? Ma non ci potevo pigliare a parte che non vogliono venire. Io dico di sì Vlahovic, ma né Chiesa né Vlahovic secondo me vogliono venire al Napoli. Questo deriva, dice Luigi, dalle oscillazioni dei prezzi che variano in base a come va la squadra in campionato. Quest'anno si sono riviste le curve a 10 euro per gli under 30. È questo sicuramente. Però intanto abbiamo visto anche partite a €1 nelle Coppe Italia, le combo partite sono stati vuoti. Ok, allora significa una politica societaria che ha portato dei vantaggi da rafforzare, da proseguire, rafforzare, da perfezionare, no? Però non è un buon dato, è la migliore stagione. Cioè, quando tu hai perso 0-3 con l'Atalanta, la partita dopo, pure col Frosinone, potevi fare pure 35.000 spettatori, ne hai fatti 51.177, vi do il dato preciso. Comunque alle 12:30 di una giornata dove c'erano 30 gradi, mio fratellino mi ha mandato le foto da Ischia, insomma c'era la gente che pululava, Davide Tommasini, 177 persone alle 12:30 con 30 gradi sono andate a vedersi una partita col Frosinone, con una squadra che non lottava per nulla, forse il quinto posto. E manca una vittoria se so visto. Davide ci dice, e ringrazio, domani si vince, me lo sento, forza ragazzi, dai Guido, Napoli in Champions e Lakers avanti con i Nuggets. Guarda, io mi sono visto 82 partite su 82 dei Lakers, non sono un tifoso fizzo. Un tifoso così. Sì, un tifoso come Mario Brena. E dico, parentesi proprio di un secondo, ho visto ovviamente la partita di play-in, ha giocato malissimo Los Angeles nel terzo e quarto quanto, grazie a Anthony Davis e ai liberi, però non ho più 20 anni, quindi se mi vuoi illudere sì, avanti, ma so che non vincerà sul Napoli, ma cioè, a me piace vedere lo sport, non vorrei che a volte tutta questa fissazione dei numeri vi faccia pensare che io poi... No, lo sport mi piace, ho avuto una cultura sportiva grazie a mio papà, lo sport è aggregazione, emozione, gioia per la vittoria, assistenza per la sconfitta, quindi non è che mi sono inaridito. Mi piacerebbe avere la trasparenza e una programmazione, perché renderebbe, ma noi saremmo bravi uguale, più facile il lavoro di Valerio e Guido, ma ne saremmo bravi uguali, anche se non ci vengono dette certe cose, a mantenere la barra dritta, la calma, cercare di capire le cose, unire i puntini e non farci travolgere dal mare della maleducazione che sta coinvolgendo tutti. Quindi qualunque cosa accada, pure se perdiamo, pure se Lakers perdono 0-4 e Napoli noi non ci scomponiamo, tranquilli. Esatto, non ci risuniamo. No. Un applauso, tu hai fatto l'applauso ai tifosi del Napoli, io estendo l'applauso alla community, perché Marco mi ricorda che c'è un altro centrocampista che si tratta di Colisaco, che sta in prestito e sta facendo molto bene, ha fatto il precampionato con noi, quindi lo aggiungiamo a quelli che ti tornano e che devi valutare, e poi faccio l'applauso alla community che nel frattempo aveva risposto a Marco, perché noi entriamo nei nostri discorsi, ci dobbiamo uscire, quindi non riesco a prendere tutte le domande così, e nel frattempo vedi c'erano gli amici, dove sta? Qualcuno l'aveva già scritto, Colisaco, insomma, ecco qua, vedi, si riferiva a Colisaco, siete fortissimi. Sì, grandi mezzi fisici, lento come l'impossibilità, cioè lì se hai, ecco, se Colisaco mette velocità, sveltisce tutte le sue giocate, per le qualità fisiche che ha si potrebbe ritagliare uno spazio, però penso abbia bisogno di sveltire parecchio per giocarsi una chance nel Napoli nel precampionato contro la Naune. Vabbè,
poi quando cresce il livello fa fatica. Marco, scusa Marco. Valerio, volevo fare io una domanda a Daniele, no? Se permetti, più sociologica, diciamo, di emozionale. Premesso che ci sta che le persone non vogliano approfondire, si fermano alla copertina di qualunque cosa, che può essere anche lo sport, no? Una cosa che ho notato nella mia vita crescendo, perché ormai sono passati tanti anni, è che il nome di Maradona non ho mai trovato una parte del mondo dove sono andato dove insomma non era conosciuto, e quando uno diceva da dove venini, io a volte per semplificazione, visto il mio errare vagabondare continuo, Napoli, Maradona, quindi associare Napoli a Maradona era una cosa automatica, no? Raccontai che Kusturica me lo chiese se avevo visto Maradona costruire, insomma, non l'ultimo degli imbecilli, e credo fosse il 98 quando me lo chiese, e sì, perché il 90 o il 99, 96 era Polaschi, sì, 98-99, forse, quindi molto prima di fare il documentario. Cioè, come è percepita in Germania, una nazione che conosco meno bene rispetto all'altro, c'è l'aurea del Napoli, come è cambiato in questi anni, qual è il retaggio che si porta dietro. Questo è interessante vedere, perché noi abbiamo sprecato un patrimonio enorme. Poi in Italia hai determinati personaggi e chiudono, drogato, cose, le tasse, poi sulle tasse ha vinto la causa l'avvocato. All'estero Maradona è Maradona, cioè tutte queste cose non interessano, cioè era Maradona, è quello che ha rappresentato nella sua parte residuale della vita, che è quella sportiva, secondo me. Quindi qual è, cioè, tu come testimonianza pure tu di una persona che vive all'estero, come è cambiata, come non è cambiata, come mantiene il Napoli legato il nome a questo personaggio, come è cambiato in questi anni di De Laurentiis? Secondo me è interessante, perché poi se ne parla molto poco, no? Cioè noi siamo troppo nelle trasmissioni napoletane, troppo vomericentrici, è una cosa che a me non piace, quando il Napoli è una delle realtà più internazionali, che poi non è sfruttata questa sua internazionalità, però è così. Chiudo, cioè questa cosa è tremenda, quando io dicevo Napoli, ma non è Napoli, Maschia un gioino, il Vesuvio, Maradona. Tu non è che stavi parlando di calcio, non è che dici stai parlando di calcio, segui il calcio, Maradona, no, Napoli, Maradona. D'altronde io purtroppo penso che siano più gli italiani all'estero, no? In questo momento in Germania, che portano avanti questa bella realtà che c'è stata nel nostro paese. Diciamo che almeno per la generazione più giovane forse non c'è tutta questa cultura del calcio dei tempi di Maradona, no? Vengono visti più talenti giovani, come ha detto mio figlio, che sicuramente sono di grande valore. Siamo conosciuti più per pasta, mandolino e pizza, le cose più comuni, diciamo, soprattutto per la cultura culinaria più che calcistica, perché diciamo che le squadre che vengono viste sempre per il fatto della solita storia, per carità, con tutto il rispetto, sono sempre questi grandi club che loro pensano che ancora sono gloriosi. Ovviamente, come hai detto tu, sono profondamente cambiati, come per esempio il Milan, no? Viene molto visto in Germania il Milan come una squadra tipo con un blasone europeo, e il Napoli sono un po' ignoranti i tedeschi sul Napoli, perché parlano solo delle spaghetti, cioè Maradona sicuramente sarà un ambiente che conosco meno, perciò te lo chiedevo, un ambiente che conosco meno. Loro sono, guarda Guido, qua per esempio io mio figlio lo porto a calcio, a loro non mi sembra, almeno a me, non guardano la giocata, non guardano l'estro di mio figlio, per esempio. Loro vogliono che lui faccia quel tipo di movimento, faccia quel tipo di disciplina per avere una mentalità futura che lo porta ad avere una cultura nel fondo del calcio, e basta. Quindi si limitano molto alle cose meccaniche. Non è per criticare, assolutamente, perché è un popolo di grande disciplina, di grande rigore, e basta. Quindi quello che viene dopo è tutto in più. Noi invece viviamo di emozioni, siamo un'altra cosa, noi siamo fuoco. Noi quando vediamo la giocata, per esempio, di un Maradona o di un Messi più moderna, ci batte il cuore. Allora no, purtroppo sono un po' su questo glaciali, però non avrebbe mai potuto giocare là.
non a caso Argentina, Spagna, Italia, Spagna. Esatto. Secondo me è una realtà, anche se poi ecco, mi è venuto in mente una cosa, scusate se mi permetto, volevo menzionare un po' questo episodio dei tifosi del Francoforte che vennero a Napoli e poi, insomma, non è che abbiano dimostrato tutto questo rigore tedesco, tutta questa correttezza, perché hanno fatto qualcosa che sicuramente non è stato. Infatti io sono rimasto molto meravigliato quando ho sentito che questi pseudo tifosi sono venuti a Napoli a combinare tutti questi danni, e purtroppo anche qui succede, anche qui negli stati tedeschi ci sono a volte le dimostranze di tifosi, ci sono episodi di un po' di inciviltà che a volte non ti aspetti qui in Germania, però purtroppo anche questo fa parte della loro mentalità. Però dobbiamo dire che anche un'altra cosa, per essere onesti, il tedesco vero e proprio qui in Germania si trova difficilmente, perché la maggior parte degli abitanti qui in Germania purtroppo, non purtroppo, è una cosa che fa parte, sì, ma fa parte della quotidianità. Cioè qui il popolo turco è una grande maggioranza, esatto, c'è un tedesco proprio non c'è, è un po' raro. Diciamo tante generazioni, la terza generazione, quarta generazione. Chiusa questa parentesi, scusa Valerio. No, sai perché è la settimana delle polemiche giuste per questa mostra. Poi noi, chi gravita attorno alla figura di Maradona, lo sappiamo, sono personaggi non proprio simpaticissimi e non nominiamo. Diego Junior sta tendendo una mano, insomma non voglio entrare in polemica, ed è peccato perché, pensate, mi ha chiamato un'amica prima di collegarmi a Valerio, i genitori, tanto fermenti milanisti, sono stati a Napoli questi 2 giorni, praticamente mia amica è impazzita, ha detto ma quanto sono gentili, sono trattati benissimo, e il papà che è milanista è voluto andare, lui l'ha chiamato al santuario Maradona. Ovviamente quello dei quartieri spagnoli, no? Noi stiamo perdendo una possibilità incredibile, perché ti trovi in una situazione abbastanza unica nello sport, dove un tuo sportivo è andato oltre l'icona, no? Non è l'icona Michael Jordan, cioè è un personaggio che non puoi manco scomodare i santi, perché non è, che è diventato attrattivo per chiunque, anche la moglie di un milanista vuole andare, perché devi andare lì, è come se devi andare al Louvre. No, ha pareggiato la Juve, ragazzi. Vedi? Sì. Lo vedi? Autorete di Dossena, mi dico. Vai. Per Cagliari, quando dicevo esci fuori di casa mia. Lo sto cacciando in diretta, non può dire di no. Via. Tra l'altro un Dossena che con grandi numeri, grandi statistiche, sta facendo molto bene questa stagione, ma non va. Svirgola. Ma tu l'eventuale arrivo di questo man nel Napoli, che è stata raccontata solo in un modo che poi ancora non è ufficiale, perché poi può darsi che veramente stupisce tutti, la vedi solo come il nuovo enfant prodige, il genietto che arriva, una forma diciamo di non so come, di risarcimento della Juve, ha detto siccome è giunto li vuole alla fine tutto il reparto del Napoli. Sì, no, io così l'ho letta, cioè è un vero e proprio scambio. Giuntoli è andato, si è imposto e è andato alla fine, e poi evidentemente vuole tutto il suo staff uno dietro all'altro, e che noi ci siamo affannati a dire no, ma quello Mantovani era bravo, e chiunque alla fine era bravo, se li sta portando dietro tutti, perché può essere un segno di grande debolezza invece quello là, a prescindere, perché si sta giocando tutto sulla narrazione, no? È esperto o non esperto, chi lo critica è troppo giovane, e chi dice no, ma quello è il genio, la Juve deve tutto. Intanto lui è stato semi promosso per le note vicende giudiziarie di chi l'ha preceduto.
Sì, non ottimo, insomma, circondarsi. Io non sono molto, poi può darsi che non arriva, però non si può escludere dalla valutazione di questa analisi che è giunto, se si porta tutto il suo staff, tanto scarsi non devono essere, alla fine la Juve dice, vabbè, il sacrificio meno doloroso, diciamo, quello. Tra l'altro la Serie C, cioè detto, non è che sì, ma lui è brevissimo, sempre Serie C, però. Infatti, sarà un'altra operazione poi in stile Garzona, nel senso un'altra prima esperienza per lui, una squadra, se viene, ripetiamolo questa cosa, se viene a fare il direttore sportivo del Napoli, perché molti stanno dicendo ma Giunter intanto si è fatto tutte le promozioni fino a là, non è che è rimasto da direttore in pectore, cioè esatto, da quello che era in charge, cioè quello che prendeva tutte le decisioni. Era l'uomo rivista, io l'ho sempre difeso, ho detto, tanto è vero che ho detto con 3 anni e mezzo in anticipo sarebbe andata alla Juve. Chiaro, non era lo stesso 7-8 anni fa, però non è uno che ha fatto un anno di C, è rimasto lì nel limbo, si è fatto D, C, B e A. Tra l'altro una squadra che non è mai andata in A, è una squadra piccolina come il Carpi, non è che porti anche una Cremonese che ogni tanto che c'ha storia, però sì, c'è storia, quindi poi ogni persona va valutata per il lavoro che fa. Io non lo sto né bocciando, straccio tesserino, straccio niente e riciclo la carta, la plastica, quindi però le cose anche qua cerchiamo di valutarle tutte se avverranno, detto. Guido, allora siamo verso il finale della live, non per altro, ma perché mi sta per scaricarsi il cellulare che non posso mettere in carica perché abbiamo capito che è il cellulare che forse fa gracchiare il mio microfono e c'è una centrale nucleare questa stanza. Volevo rispondere a Diego velocemente. Diego Armando Romeo, 3 nomi che mi riconciliano con la vita. Vlahovic ha fatto un percorso, l'anno prossimo il gioco di Motta molto probabilmente farà più di 25 gol e sono d'accordissimo, a prescindere. Poi bisognerà vedere come regge la pubalgia fisicamente. Al posto di Zielinski proverei con Szoboszlai. Ti rispondo subito, Diego. Szoboszlai preso dal Liverpool per 75 milioni e ne prende, da quello che ho letto al volo, prende 6,4 pound, milioni di pound, cioè stiamo parlando di almeno 7 milioni di euro netti. Contratto di 5 anni, quindi è andato al Liverpool a guadagnare circa 31 milioni di pound. Non credo sia più, era una grande idea Szoboszlai ti risolveva tantissime cose come calci piazzati, come centrocampo. Purtroppo non è nel nostro nelle nostre possibilità, mentre Sgarbi, bravo, una polemica che aggiunge un altro di quei giovani che vediamo nei precampionati e poi li vediamo andare. Nell'Avellino 32 presenze, 7 gol, 14 assist, nota dolente, ben 9 cartellini gialli. Quindi andiamo nello specifico del campionato che sta facendo Sgarbi. Non so quanti anni ha Sgarbi, però è un altro di quei giovani da considerare. 9 cartellini gialli. Valerio, che ripeto, mi rendo conto, a prescindere dall'età, che quello è un argomento che anima tutto l'anno, perché vedi poi il calciomercato non è più come un tempo che animava l'estate di noi giovincelli, è sempre aperto, come dice De Laurentiis. Quindi io mi faccio la parte, non critico, non giudico, non ironizzo, eccetera, però dovete accettare il fatto che non solo non mi appassiona, ma non mi interessa da un punto di vista proprio calcistico, perché guardo le cose con dinamiche molto più generali. E ripeto, innanzitutto bisogna capire qual è la strategia di De Laurentiis, che non penso quello che di ritornare a aumentare il monte ingaggi. Quindi qualunque nome buttato lì, però voi non valutate nello scacchiere generale del Napoli, tant'è vero che perdi Zielinski e perdi Lozano, eccetera, che poi non è che hanno questi stipendi. Valerio vi ha citato uno stipendio, vabbè, a parte lo scempio compiuto per Osimhen, che già per noi è fuori mercato, cioè nessun giocatore guadagnava più di 4,5, figuriamoci 9 o 7, 8, eccetera. Poi c'è stata questa cosa di Osimhen, poi lo capiremo perché, se poi era tutto calcolato, l'hanno alzato. Quindi io valuto uno scacchiere più generale, poi con i nomi tutti si possono divertire, però bisogna capire che strategia vuole fare De Laurentiis. Io spero che lui mantenga una strategia
più prudente, perché io sono invece molto preoccupato dalla gente che vogliono Conte, questo mercato, sempre se la gente voglia venire o meno a Napoli, è enorme, perché se sbagli una cosa del genere poi paghi per anni e anni e anni. Noi non ci possiamo permettere, soprattutto non andando nelle coppe l'anno prossimo, nelle coppe nobili, di avere stipendi enormi di giocatori che poi possono andare bene o non possono andare bene, comunque sono un rischio anche se non vanno bene, anche se vanno bene. Quindi intanto bisogna capire la strategia di Laurentiis. Sarebbe anche carino capire la strategia per quanto riguarda quello che lui ha neanche promesso, ha dichiarato, il Centro Sport non ha manco più promesso, però ripeto, penso che sarà lì sì molto lunga la primavera e l'estate di nomi, a meno che non si... Ma non è mai stata brevissima, tranne quando venne Benitez, anche lì qualcuno arrivò in ritardo, no? Lo stesso Zapata fu preso l'ultimo giorno e poi ha fatto bene, è un po' sprecato. Quindi mi faccio l'aperto, so che vi appassiona, però io sono più preoccupato perché non sto capendo qual è la strategia. O è talmente bravo che è veramente un bluff al poker che manco nella stangata, se abbiamo visto, però sono un po' più prudente. Non è l'età, è proprio l'amore per la squadra. Qua non c'entra niente, perché non mi voglio ritrovare a capasotto. Qua bisogna essere invece molto freddi, e come vi dissi l'anno che poi ci ha portato allo scudetto, che ha portato anche bene, vi dissi non casca il mondo. L'importante è che Giuntoli su 4 acquisti o 5, su 5 ne sbagli solo uno. La stessa cosa vi dirò, se facciamo 5 acquisti, 4 devono essere azzeccati come l'anno che ci hanno portato allo scudetto, bene, bene, bene. Poi dei giocatori possono anche non rendere, vedete lo stesso Vlahovic, non è che è un bidone, però andava un po' meglio nella Fiorentina. Gli esempi sono infiniti, inutili che li facciamo, se no facciamo il Salvini della situazione. Io voglio capire la strategia. Per ora è una strategia a ridurre i monti ingaggi, non a aumentarlo, cioè è palese perché poi anche le conferme di Politano, di Lorenzo e Mario Rui comunque sono conferme sostenibili, non sono giocatori che vanno sopra i 4-5 di stipendio, quindi è vero che hanno un'età tutti 31enni, però i 2 stipendi più alti erano quelli di Lozano e Zelinski, a parte ovviamente Osimhen, perché poi ancora tu quest'anno non gli hai lamentato un errore che secondo me doveva essere invece fatto, l'aumento, il prolungamento lo aumento a fine scudetto di Kvara. Non credo che poi sia quello che è dovuto, quelli dicono i soldi, cioè, ci sono tante componenti, e comunque le frebbene statistiche non dicono che è un anno negativo di Kvara. Casomai determinate giocate non sono uscite bene e ovviamente fanno più immagini quelle giocate, però su certe cose è stato un anno di crescita per Kvara. I freddi numeri, dribbling tentati, dribbling riusciti, comunque anche quest'anno andrà in doppia cifra per assist e gol. È un anno difficile per la squadra e per lui, per le difese, può essere un anno di crescita per il giocatore. Quindi per esempio poi analizzeremo a finale. Un discorso lungo, Valerio si sta scaricando il cellulare. Sta scaricando il cellulare, finita la partita della Juve 2-2, quindi brodino direi per entrambe, perché il Cagliari aveva assaporato. Ormai Allegri vuole fare terzo posto perché e va avanti a pareggi. No, sì, c'era una domanda di Francesco, ti volevo salutare così, Guido, mi aveva fatto una domanda sui maxi schermi presenti in alcuni stadi e in altri no, senza dire piuttosto che in alcuni stadi, piuttosto che in altri, piuttosto che in alcuni. Sono fissato questa cosa, piuttosto che possono la presenza di alcuni maxi schermi influire sugli arbitri che vanno o non vanno al VAR? Infatti in alcuni stadi chiedevano di non far vedere le immagini, i replay. Come no? È successo. Qua la risposta la possiamo dare con certezza, perché c'era proprio il divieto. Come no? Perché comunque se gli spettatori vedono il replay un errore incredibile e Mugugna, tu comunque non ci vuoi andare. Stiamo sentendo tantissime dichiarazioni, non solo quelle intercettazioni finte, interviste occulte eccetera. Ricordiamoci che è esploso un bubbone che poi Gravina ha accantonato, bello serio sugli arbitri, prima, durante e dopo quella cosa delle Iene, ma serio. Qui la mano sul fuoco non la possiamo proprio più manco per scherzo mettere, però l'abbiamo accantonato, perché il problema arbitrale
bravi, non bravi, l'hanno fatto per quello, per sudditanza, per gioco di potere, non togliamo il fatto l'onestà, però il problema è serio e stiamo vedendo che anche nelle altre nazioni è serio. Spagna, Inghilterra, lì non c'è un NBA che gli arbitri chiedono scusa perché il fallo su LeBron l'anno scorso c'era e non se ne sono accorti. Quindi quelle cose noi l'abbiamo visto e ci fu un periodo che non facevano, era vietato far vedere i replay delle azioni, dei gol. Chiaramente se uno stadio non ce li ha, per gli arbitri anche meglio, se uno stadio ce li ha, è un tema importante. Io, sapete, sono per la trasparenza, io sono per non solo la trasparenza e così chiudo, sono che gli arbitri dovrebbero serenamente dire ho chiamato questo fallo, punto, così il pubblico lo sa. Poi questo non cancella il fatto che uno può essere bravo, se ne bravo, parla, certo. Ma intanto io ti sto dicendo cosa ho chiamato, perché a me non interessano i 700 miliardi di commenti da Carnessa in poi, mi interessa quello che ha chiamato l'arbitro di quella, manco i commenti degli altri arbitri. Io a lui lo devo chiedere, lui ha chiamato o non chiamato il fallo. E tra l'altro è praticamente venuta meno da tutti i punti di vista la trasmissione Open VAR. C'è stato un bell'articolo all'estero che ci ha criticato perché ha detto è diventata un po' la scusa per correggere politicamente e occultare, quindi di nuovo una cosa che può nascere, crescere bene per migliorare il sistema, anche il sistema culturale delle persone, per conoscere meglio i regolamenti, le cose. Poi ovviamente se lo utilizzi in un modo diverso politicamente, qua ho usato questo termine, rallenti il processo di miglioramento. Quindi sì, io chiaramente ci sono degli stati che non ce li hanno, ma io sarei favorevolissimo a quella cosa lì. D'altronde, se l'errore è in buona fede, e qui chiudo, io non ho nulla da nascondere, posso sbagliare, e se io posso sbagliare e c'è il VAR che mi para le spalle, perché io ancora meglio. Ancora meglio. Quindi io questa cosa non mi capacito, no? Perché? È perfetto. È perfetto, è lampante. Grazie Daniele, ti abbraccio tantissimo. Ok, grazie ragazzi. Comunque una parola finale. Rimane Scemagnano. Dai, speriamo bene. Un abbraccio al bimbo. No, tu sei Juventino. No, tu sei Juventino. Ciao Dani, a presto. E Guido, anche a te grazie mille per la tua disponibilità, la tua... Abbiamo detto più sciocchezze del solito. Sì, vabbè, però vedi, ti riporto solamente questo messaggio di Francesco Pio che dice: hai citato Spo, ma di quanti campi sei a conoscenza? Sono tanti. La prossima volta vi faccio vedere, c'ho proprio il numero originale americano. Non solo l'ho citato a caso. Perché purtroppo tutte le cose riescono col buco. No, ma c'è una cosa, Guido non dorme. Questa cosa... Guardate, ho sofferto di insonnia dal quarto ginnasio e da piccolino tu non puoi evadere, non guidi la macchina, eccetera, quindi ti vedevi film, ti leggevi libri, eccetera. Da giovane, casomai non fai il birbante, non ti fai il giro di tutti i locali, anche se è bello. Poi a me piaceva suonare con mio amico Claudio, suonavamo, lui suona la batteria, la chitarra, eccetera. E quindi uno ha dormito di meno e ha potuto fare qualcosa in più. E ringrazio in extremis anche Enrico che dice seminario di cultura moderna. No, mi piace l'idea di quando abbiamo live che non sono specificamente post partita, dove ovviamente ci concentriamo sull'argomento calcio e sulla partita in generale, toccare altri argomenti come fanno quelli bravi, e siamo un po' più liberi con meno persone che sciacalli che uscite fuori. Permettimi Valerio, scusa, so che sei in chiusura, non è che mi viene naturale per tutta una serie, io ve l'ho detto, poi le mie amicizie sono quasi tutti fuori da questo mondo, e in questo caso è stato puramente, come sempre nelle tue live, casuale, no? Mi sono ricordato Ice Cream, poi ve lo porto questo fumetto, ce l'ho a casa, non sto... e poi il mio modo di vedere la vita può non piacere, alcuni a volte mi hanno trovato prolisso, hanno tutte le ragioni di questo mondo, però è il mio modo di vedere la vita, non potete impedirmi di vedere. E in più, come ha detto Valerio, le pre-live che stanno diventando una gustosa, permettimi questo termine Valerio, abitudine, perché è proprio gustosa, sono molto divertenti, più serene, perché poi tutti possono sognare quello che succederà e ancora i veleni sono lontani. Esatto. Poi è molto importante l'impostazione che sta dando Valerio ormai in questi anni, no? Che ha totalmente
senza far nulla, perché non è che l'ha fatto, cioè si sono autoesclusi tutta una serie di personaggi, l'ironia, lo sfottò, eccetera, e anche il gusto nella vita, ma è una cosa di ironia, io lo ripeto, noi stiamo andando verso un sistema e quegli esperti mi preoccupano, veramente molto triste, ma la vita è così bella, come dice Sorrentino, anche se è dura quel passaggio nell'uomo in più, il calcio è un gioco e tu sei un uomo fondamentalmente triste. Ecco, noi vogliamo amiche e amici bellini che non siano fondamentalmente tristi, e ringrazio Paolo Sorrentino sempre e comunque, grande Paolo. Partenope, unico film italiano in concorso a Cannes. Comunque noi vinciamo sempre, anche perché siamo geniali. Grande Paolo. Guido Gentile, piano sequenza, grazie infinite, abbraccio tutti voi, è bello avere un contatto dove posso leggere un pochino più i vostri messaggi e cerco di perdermene il meno possibile. E c'era un ultimo messaggio, questo qua, rispondo dopo la sigla. It's Friday then, it's Sunday, what? It's Friday then. No, cosa significa, Bordoga? Significa che quelli che sperano che De Laurentiis lasci il più presto possibile si beccano un presidente che vuole stare ancora più dentro certe cose calcistiche di campo. Attenzione, be careful what you wish for, perché a finire che è peggio, vicepresidente, attenzione.